Buongiorno a tutti. A breve inizieremo il webinar relativo alla terza giornata del corso di formazione sul paesaggio veneto promosso dall'Osservatorio del Paesaggio della Regione Veneto e l'Università IUAV di Venezia. Attendiamo solo qualche altro istante per permettere il collegamento di tutti gli spettatori e nel frattempo vi auguro una buona lezione. Buongiorno Silvia Pozzobon, questa è la prova audio che ci ha chiesto per vedere se si sente. È tutto ok? Perfetto, ottimo. Allora, buongiorno a tutti. Come anticipava Elena Ferraioli, siamo alla terza giornata del corso di formazione. Come ogni giornata abbiamo un tema specifico e in questo caso ogni 3 giornate si ripete un tema che è focalizzato fondamentalmente a toccare degli aspetti più tecnico-giuridici, perché ogni componente tematica dei 3 moduli e ogni 3 giornate di formazione vedono una sorta di conclusione all'interno di un percorso organizzato in 10 lezioni. Nella giornata di oggi prova a guardare rispetto ai contenuti che sono stati toccati nelle scorse relazioni quello che è un po' anche una sorta di guida verso alcune indicazioni tecnico-normative per gestire / governare quelle che sono alcune tipologie di impatto all'interno del patrimonio costruito nell'ambito della Regione Veneto. Come lezione di introduzione abbiamo con noi Katia Basili, che ringrazio per aver accettato l'invito e qui siamo molto onorati di averla con noi, del Comune di Venezia, in particolare ricopre il ruolo di responsabile del servizio delle politiche internazionali di cooperazione con un occhio di riguardo a quello che è la gestione del patrimonio UNESCO all'interno della città di Venezia, su cui ha già anche fatto una serie di interventi formativi in contesti di rilievo internazionale come la Venice International University e l'Università Ca' Foscari. Quindi oggi siamo riusciti a portarla anche con noi allo UAV e all'interno del percorso di formazione regionale, quindi siamo molto contenti di poter ascoltare quello che ci può raccontare della questione rapporto patrimonio UNESCO in un contesto privilegiato come quello di Venezia. Non rubo altro tempo, le concedo subito la parola. L'architetto sa che più o meno ha un'oretta di contributo, quindi dopo lasciamo spazio eventualmente a domande che possono sorgere da parte dei corsisti, poi ovviamente come lei e come noi siamo a disposizione per eventuali necessità. Buona giornata a tutti e architetto, a lei la parola. Grazie mille. Non la sentiamo però, al microfono spento o non è collegato perché la vedo acceso ma... Ah, ok. Mi sentite adesso? Mi sentite? Sì, assolutamente. Ottimo. Ok, allora intanto io ringrazio davvero per questa occasione
per me è molto importante condividere con voi il lavoro che stiamo facendo, proprio perché il tema del turismo, ovviamente rispetto anche a tutte le tematiche di gestione del sito Venezia e la sua laguna, ma anche per tutti gli altri siti in generale, è di assoluta rilevanza. E allora un attimo che condivido lo schermo. Allora. Infatti adesso era sparita l'immagine della webcam. Ok. Allora, presentazione, vedete? Sì, molto bene. Perfetto. Non vediamo proprio la sua faccia, nel senso che non so se ha spento la telecamera volutamente o... No, ecco qua. Perfetto, grazie Allora, mille. non so come mandare avanti le slide, però... Vediamo. Ah, ecco, ok. Benissimo. Allora, innanzitutto è evidente che a livello di Stato italiano abbiamo una presenza, diciamo, molto rilevante di siti del patrimonio mondiale. E, è evidente infatti che parlare di siti del patrimonio mondiale e di quello che l'UNESCO anche richiede ai siti per avere una gestione che sia adeguata a tutelare quello che è l'eccezionale valore universale del sito, ci pone di fronte ad un'enorme responsabilità. In genere parliamo tutti di questi siti del patrimonio mondiale, c'è come una rincorsa, no? Ad avere sempre più siti, no? A richiedere sempre maggiori designazioni, con un investimento anche notevole da parte diciamo sia degli stakeholder locali ma anche dei soggetti istituzionali che in qualche modo ambiscono ad avere questa designazione, principalmente soprattutto per quanto riguarda le nuove candidature, per avere una maggiore attrattività turistica. Quindi questo utilizzo del brand UNESCO in qualche modo però pone delle riflessioni molto importanti, perché poi la maggiore difficoltà, anche una volta raggiunta la designazione, è proprio quella di gestire questi siti del patrimonio mondiale, e gestire questi siti del patrimonio mondiale presume il fatto che siano gestiti secondo quelli che sono gli standard internazionali UNESCO, che poi adesso durante questo incontro andrò ad illustrarvi con un pochino più di dettaglio. È evidente che per la Regione Veneto, che ha una presenza di siti davvero vasta, perché parliamo adesso di 9 siti che hanno anche alcuni una scala territoriale molto ampia. Ovviamente non parlo solo di Vicenza e le Ville del Palladio del Veneto, Venezia e la sua laguna, le colline del Prosecco, le Dolomiti. Stiamo lavorando in un contesto estremamente di grande eccellenza. Ma per gestire poi in maniera adeguata anche questi siti è necessario davvero adottare tutta una serie di politiche e di strumenti con una particolare attenzione proprio tecnica in base a quelle che sono le linee guida dell'UNESCO. Quindi spesso si parla di siti del patrimonio mondiale, ma la principale diciamo, difficoltà è quella di capire in che modo a livello locale poi si traducono queste linee guida dell'UNESCO. In questa slide ho cercato di sintetizzare un po' quelli che sono i riferimenti anche legislativi, no? per la gestione dei siti, ed è molto importante. Pensiamo che nel 72 è stata adottata la Convenzione, l'Italia ratifica nel 77 la Convenzione, quindi si impegna ovviamente sia ad inserire i patrimoni diciamo a livello italiano in questa lista, ma anche a garantire un'adeguata gestione. Venezia viene iscritta nel 1987, è evidente che è un sito di antica data, no? È anche un sito che viene iscritto molto dopo che l'Italia ha ratificato la Convenzione. Leggendo i carteggi molto interessanti anche dell'ICOMOS, a livello internazionale c'è stato un dibattito molto acceso sul fatto che Venezia ancora dopo 10 anni non fosse iscritta nella lista del patrimonio. Quindi per Venezia diciamo è quasi come fosse scontato, no? Che fosse diciamo patrimonio mondiale. E poi tutto un dibattito diciamo su quello che i siti devono fare per mantenere questa iscrizione, ma anche per le nuove candidature, inizia intorno al 2002, quando l'UNESCO sente l'esigenza davvero di creare degli strumenti specifici anche a livello giuridico che diano davvero la garanzia
che questi siti, questi patrimoni siano tutelati a regola d'arte, no? Quindi per mantenere davvero e garantire la trasmissione alle future generazioni. E quindi con la dichiarazione di Budapest si inizia davvero a parlare del piano di gestione. Nel 2005 l'UNESCO richiede proprio all'interno delle linee guida operative, che sono il principale diciamo, riferimento per la gestione dei siti e il patrimonio, sia per le nuove candidature ma anche per la gestione stessa, richiede proprio a tutti i siti di dotarsi di un piano di gestione, anche ai siti precedentemente iscritti, quindi non soltanto le nuove candidature ma anche i siti già iscritti. E l'Italia ovviamente recepisce immediatamente questa richiesta di estendere l'obbligatorietà di questi piani di gestione per i siti italiani ed elabora un modello integrato proprio per la realizzazione di questi piani di gestione. Addirittura poi nel 2006 l'Italia approva una legge che è appunto questa legge 77 del 2006, che da un lato fornisce misure, diciamo, risorse finanziarie per la stesura di questi piani di gestione e allo stesso tempo richiede ai soggetti a livello locale di costituire un comitato di pilotaggio, quindi di individuare quelli che sono i soggetti principalmente preposti a vario titolo ovviamente per la gestione del sito e di individuare un soggetto referente. Quindi questa è una legge molto importante perché in qualche modo demanda anche tutta la, diciamo, la gestione dei siti agli enti locali, cosa che ad esempio in molti altri stati questo non avviene, quindi una gestione avviene in genere a livello di Stato e poi possono esserci anche degli altri accordi. Quindi a livello locale noi iniziamo a lavorare su questi temi intorno al 2007. Viene siglato un protocollo d'intesa tra tutti gli enti, diciamo, preposti alla tutela e gestione del sito, quindi per Venezia, poi lo vedremo più avanti, sono 21 gli enti, e iniziamo un po' a fare questo lavoro, diciamo, studiando un po' anche quelle che sono le linee guida, ma tenete conto che all'epoca non c'era alcuna percezione del significato di questa designazione. Addirittura il sito, estendendosi in un'area molto vasta che va da Chioggia fino a Jesolo, poi lo vedremo, quindi coprendo un'area, l'ambito territoriale di ben 9 comuni, abbiamo iniziato un lavoro dove neanche i soggetti preposti, quindi le amministrazioni incluse all'interno del sito, sapevano di essere parte di un sito del patrimonio mondiale. Quindi iniziamo a fare tutta una serie di incontri e poi nel 2010 finalmente iniziamo un processo partecipato, poi ve lo racconterò un pochino più nel dettaglio più avanti, che è stata, diciamo, la svolta per il nostro lavoro, perché appunto per la prima volta siamo riusciti in effetti a mettere attorno a un tavolo tutti i soggetti principali per decidere un po' anche quali fossero le priorità del piano, e anche quali fossero le esigenze anche di un piano di gestione, anche capire che cos'è questo piano di gestione all'interno di una pianificazione che a livello locale è estremamente frammentata. Pensiamo che a livello locale abbiamo circa 20 piani, tra piani urbanistici, piani territoriali, piani settoriali, insomma è stato un lavoro davvero importante capire come questo piano di gestione potesse davvero fungere da una sorta di piano di coordinamento delle altre pianificazioni secondo un approccio integrato. Dopo un lungo lavoro di circa 2 anni abbiamo finalmente approvato questo piano di gestione. Attualmente abbiamo fatto poi un'analisi puntuale di cosa è andato bene del primo piano e quali sono state anche un po' le richieste di UNESCO che nel frattempo diciamo sono sopraggiunte, e in questa fase stiamo aggiornando il piano, poi comunque vi spiegherò un pochino meglio. Quindi ovviamente il piano di gestione rappresenta uno strumento vitale per garantire la sopravvivenza di territori e delle città del patrimonio mondiale, e quindi devono anche essere degli strumenti utili a fornire una risposta anche a quelle che sono le trasformazioni territoriali delle nostre città, dei nostri territori. E anche la richiesta è soprattutto quella di trovare un equilibrio tra la conservazione e lo sviluppo, e quindi anche i benefici, un equilibrio tra i benefici e gli impatti derivanti dal turismo. L'UNESCO nel corso di tutti questi anni ha sviluppato una serie di linee guida, di strumenti, di policies proprio per fornire delle metodologie utili anche ai soggetti che poi devono
qualche modo occuparsi e integrare infatti tutta questa tematica, tradurre diciamo tutte queste richieste di UNESCO a livello locale. Alcuni esempi: ci sono molti manuali, molti riferimenti anche metodologici proprio per affrontare le diverse tematiche. Vedete qui ci sono diversi manuali, tra l'altro alcuni sono stati tradotti, ce n'è uno specifico che riguarda ad esempio il tema del turismo, il turismo nell'ambito dei cambiamenti climatici. Ci sono poi ovviamente altri manuali che illustrano come si devono sviluppare queste buffer zone. È evidente che parliamo di metodologie che poi vanno calate sul territorio e vanno ovviamente utilizzate secondo poi quelle che sono le caratteristiche specifiche di ciascun territorio. Ma la cosa principale, diciamo il punto di riferimento davvero sul quale l'UNESCO ci richiama tutti i siti, è quello di porre al centro della pianificazione quello che viene definito l'Outstanding Universal Value, e quindi la dichiarazione di eccezionale valore universale, secondo la quale poi questi territori sono stati inclusi nella lista del patrimonio mondiale. In genere questo Outstanding Universal Value è formato da 3 pilastri, quindi un sito per essere iscritto deve almeno soddisfare uno dei 10 criteri, 6 sono culturali, 4 sono naturali, deve anche soddisfare le condizioni di integrità e autenticità, e questo tema dell'integrità e dell'autenticità ha un riscontro molto importante rispetto a quelli che sono gli impatti e l'usura causata dalla pressione antropica sul nostro patrimonio, sia per quanto riguarda il patrimonio fisico, quindi a livello di monumenti, ma anche per quanto riguarda lo spazio urbano, no? Quindi gli spazi urbani e poi anche per quanto riguarda l'integrità sociale, identitaria, culturale dei nostri territori. Quindi rispondere e comunque mantenere l'integrità e l'autenticità di un sito richiede davvero un'attenzione particolare e una risposta attraverso dei provvedimenti efficaci proprio per contrastare quelle che sono appunto gli impatti sui nostri siti. E poi c'è l'aspetto fondamentale che è proprio quello della tutela e della gestione. Quando parliamo qui di tutela e gestione ci riferiamo ovviamente a tutti gli strumenti che siano diciamo già esistenti, ma laddove poi il piano di gestione deve integrarsi rispetto a tutto quello che a livello legislativo è già presente. E quindi partendo da questa Outstanding Universal Value l'UNESCO chiede davvero di partire, di adottare un approccio basato sui valori. Un approccio basato sui valori quindi richiede appunto un'analisi di quelli che sono gli attributi del sito, tecnicamente vengono definiti attributi, che sono proprio gli elementi fisici ma anche immateriali che caratterizzano i vari siti. E poi ovviamente molto importante il richiamo ad adottare processi integrati. Anche questo approccio integrato anche a livello europeo è un approccio che viene sempre richiamato da molte direttive, no? Anche per quanto riguarda i piani urbanistici. Tuttavia adottare un approccio integrato non è affatto semplice, soprattutto quando ci troviamo a lavorare in contesti come ad esempio Venezia e la sua laguna, in cui le componenti diciamo storico-architettoniche, storico-artistiche, monumentali si legano strettamente anche a tutti quelli che sono gli aspetti più ambientali, no? del nostro sito. E poi adottare un approccio integrato implica anche un paradigma nuovo a livello culturale proprio di quelle che sono diciamo anche le varie componenti di chi poi deve adottare questo approccio integrato. Sono le persone, cioè ciascuno, mi riferisco ad esempio al lavoro che stiamo facendo all'interno del Comune di Venezia, il fatto di davvero mettere attorno a un tavolo diverse competenze, quindi l'approccio integrato richiede anche l'adozione proprio di approcci interdisciplinari alla materia, e per fare questo in un contesto diciamo del patrimonio mondiale richiede anche la consapevolezza e la padronanza di quello che è la disciplina proprio della gestione dei siti.
Ovviamente poi quando parliamo di gestione di siti UNESCO abbiamo tutti i riferimenti metodologici, teorici, ma poi dobbiamo calarci nella nostra realtà e quindi capire davvero come poi concretamente tradurre criteri e regole all'interno dei nostri territori. Un altro riferimento importante che volevo anche citare in questo contesto è anche questa policy che è stata adottata nel 2015 proprio dall'UNESCO, proprio perché anche a seguito di una serie di analisi proprio dell'UNESCO sugli stati di conservazione dei siti, è stato ritenuto opportuno cambiare questo paradigma, quindi da un approccio meramente conservativo anche della convenzione, no? Sapete che poi è l'ICOMOS che è il soggetto principalmente deputato a valutare, anche a dare indirizzi sui siti culturali, e UCN poi per i siti naturali, si va verso un approccio più di sviluppo sostenibile, no? Quindi non pensiamo soltanto a questi territori appunto come dei monumenti, ma come città viventi, come territori in cui avvengono delle trasformazioni. E allora, se avvengono queste trasformazioni, in che modo possiamo garantire che queste trasformazioni siano compatibili con quello che è stato e quello che è l'outstanding universal value dei nostri territori? È, come dire, una lettura anche del territorio fatta attraverso queste lenti, no? Dell'UNESCO. Un'altra importantissima raccomandazione che ha anche in questo caso delle ricadute molto importanti per quanto riguarda il tema del turismo e del paesaggio che stiamo affrontando anche all'interno di questo corso, è la raccomandazione sull'approccio storico urbano, sulla raccomandazione del paesaggio storico urbano, perché per la prima volta infatti le città vengono considerate come un sistema dinamico composto da diverse dimensioni, quindi quella storica, culturale, materiale, intangibile. E anche in questo caso, tra l'altro quest'anno si celebra appunto il 10° anniversario dalla prima adozione di questa raccomandazione, e anche in questo caso queste raccomandazioni richiamano proprio di lavorare moltissimo sul coinvolgimento delle comunità locali, sull'integrità del patrimonio, l'integrazione nei processi urbani, proprio per evitare che ci siano dei conflitti tra i piani di gestione e anche i piani di sviluppo. Ovviamente poi questo ci richiama anche agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare la SDG 11, in cui il richiamo ovviamente alle città resilienti, alla resilienza e quindi all'inclusività. Ovviamente anche su questi temi i siti del patrimonio mondiale vengono considerati davvero dei laboratori che possono in qualche modo essere molto attivi proprio per raggiungere questi obiettivi. L'UNESCO tra l'altro ha anche lavorato nel 2019 alla definizione di alcuni indicatori che hanno davvero poi fatto dialogare un po' quelle che sono le istanze, diciamo, dei siti del patrimonio mondiale con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e appunto questi 4 indicatori poi permettono attraverso diciamo anche una concreta attuazione all'interno dei piani di gestione di far dialogare, diciamo, quelli che sono gli aspetti più culturali con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. E poi un altro documento molto importante che è stato appunto sviluppato dall'UNESCO è questo toolkit che riguarda proprio lo sviluppo del turismo sostenibile e in questo senso questa guida ha davvero rimesso al centro quello che richiamavo all'inizio, il tema dell'eccezionale valore universale, e spesso abbiamo potuto notare diciamo che anche sul valore diciamo di questa guida viene pochissimo utilizzata. Adesso tra l'altro la stiamo anche traducendo anche in italiano per renderla disponibile anche a tutti i vari enti, anche istituzioni, dalla regione a tutti i vari comuni, ma lo stesso anche il governo, insomma, che ha lavorato sul piano del turismo nazionale, come integrare proprio il tema
dei siti e del patrimonio, e in che modo anche guidare la conoscenza, sviluppare una strategia, decidere qual è una governance e qual è anche il coinvolgimento dei vari stakeholder, sempre mettendo al centro quelli che sono i valori per i quali i siti sono stati iscritti. Non abbiamo qui tempo di andare nei dettagli ovviamente di questi strumenti, però ritengo comunque opportuno che ci sia anche l'occasione di poterli divulgare, no? Anche per poter poi in un secondo momento approfondire. Trovate comunque questi riferimenti anche nel sito dell'UNESCO. Ecco, poi ritornando a quelle che sono le linee guida operative, che è il nostro principale riferimento, c'è una specifica sezione che riguarda proprio la gestione da piani di gestione dei siti. Quindi cosa si intende per piani di gestione? No? Quindi sono dei meccanismi che proprio devono consentire un ciclo di azioni e di progetti e di politiche ovviamente poi associato ad un sistema di monitoraggio che consenta proprio di garantire che i valori per i quali il sito è stato iscritto all'interno delle liste del patrimonio mondiale ovviamente sia garantito e mantenuto per le future generazioni. Quindi il piano di gestione in sintesi è uno strumento che ha una sua flessibilità, non è un documento chiuso, non è deve essere davvero uno strumento che poi è soggetto anche a vari aggiustamenti, ovviamente a seguito di opportuni monitoraggi, e definisce quindi gli obiettivi per la conservazione e per la tutela, stabilendo quelle che sono le misure più opportune per il mantenimento della sua integrità fisica e culturale. Ovviamente è un documento che deve tenere conto di quelle che sono le trasformazioni, i cambiamenti in atto, non soltanto a livello culturale, ma anche a livello socio-economico. E per questo è anche fondamentale garantire il coinvolgimento di diversi soggetti e di diversi portatori di interesse, perché è un documento che deve essere davvero il risultato di tutta una serie di concertazioni anche rispetto alle principali tematiche e anche problematiche, insomma, che un sito può affrontare. Adesso parlando un po' di Venezia, ci tenevo anche a condividere un po' questo lavoro e anche capire concretamente poi come si traduce tutta questa parte, diciamo, teorica sull'UNESCO anche a livello locale, no? Vedete qui il sito è Venezia e la sua laguna. La mappa è molto interessante perché con grande lungimiranza nell'87 il sito è stato iscritto appunto partendo da Chioggia fino a Jesolo, e questa mappa è esattamente la mappa del decreto Galassio del 1985 ed è molto interessante appunto che non parliamo soltanto di Venezia ma di tutta la laguna. Il sito è stato iscritto sulla base di tutti i 6 criteri culturali, ma è evidente che tutto questo implica veramente un'enorme responsabilità perché questi criteri, 6 criteri comunque rappresentano un sistema di valori che sono materiali, immateriali, culturali, naturali, paesaggistici, sociali ma anche economici. E vedete, questa è una mappa che abbiamo poi restituito appunto da Chioggia a Jesolo. Quindi è evidente che non parliamo soltanto della Venezia più monumentale, ma anche di tutto quello che è il patrimonio vitale poi della città e del territorio. E quindi fondamentale anche tenere in considerazione tutte quelle che sono gli aspetti, diciamo, legati alle tradizioni e devo dire anche che se rileggiamo i criteri per i quali Venezia e la sua laguna è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale, è stato necessario anche fare un lavoro proprio di aggiornamento un po', perché stiamo parlando che questi criteri richiamano ancora i valori della Serenissima, la Regina dei Mari, e invece è molto importante reinterpretare questi valori in chiave contemporanea, perché non possiamo pensare soltanto a una Venezia, come dire, che ha dimostrato ovviamente in tutti questi secoli il contributo, insomma, sia a livello ovviamente di quello che è stato prodotto a livello di monumenti, ma poi
mantenimento, diciamo, della vitalità di tutti questi aspetti, diciamo, che riguardano le tradizioni è fondamentale, no? Da tenere in considerazione per la gestione e la tutela di questo sito. Abbiamo anche lavorato sul tema della buffer zone, perché quando il sito è stato iscritto nel 1987 non aveva una sua buffer zone. Per sviluppare questa buffer zone è evidente che siamo partiti dai criteri, abbiamo fatto un'analisi dettagliata di tutti gli attributi del sito e abbiamo definito una buffer zone per livelli. Una buffer zone che per la componente ambientale si attesta a dei piani già vigenti, anche per non appesantire le amministrazioni che già hanno visto un po' nei piani di gestione UNESCO come uno strumento ulteriormente vincolistico, e quindi il fatto di sì, agganciare, diciamo, i livelli della buffer a dei piani già esistenti, questo comunque ci permette di poter da un lato garantire una maggiore tutela e dall'altra non appesantire appunto un sistema di pianificazione diciamo già molto, molto complesso a livello di Venezia e la sua laguna. E quando parliamo di patrimonio mondiale non parliamo soltanto ovviamente della città storica, ma dobbiamo confrontarci anche con tutto quello che riguarda il wider setting, no? Che sono ovviamente considerazioni fondamentali perché si producono degli impatti anche esternamente al sito, e quindi anche il fatto di confrontarci e di coinvolgere anche tutta una serie di stakeholder all'interno di questo nostro progetto, diciamo, a parte che ci è stato anche richiesto esplicitamente, ma è un valore aggiunto, insomma, che noi dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Quindi Venezia e la sua laguna sicuramente ha una complessità anche a livello istituzionale molto, molto elevata. Ecco, in questa slide vi ho sintetizzato un po' quelli che sono gli enti principali che partecipano alla gestione del sito, quindi tutte le sovrintendenze, l'Archivio di Stato, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, il sistema di autorità portuale, la diocesi, la regione, la provincia di Padova, la città metropolitana di Venezia e tutti i 9 comuni che fanno parte appunto del sito. Potete ben immaginare la difficoltà ma anche l'opportunità comunque di svolgere questo lavoro, perché vede attorno a un tavolo moltissimi enti che spesso possono anche avere visioni diciamo conflittuali rispetto allo sviluppo del territorio. Tutto questo lavoro ovviamente viene svolto in stretta sinergia con il Ministero dei Beni Culturali, che è il focal point per l'attuazione della Convenzione, e anche potete anche ben capire che questo tavolo del comitato di pilotaggio è uno dei molti tavoli che decisionali un po' su Venezia. Ecco, per quanto riguarda il fenomeno del turismo, vi ho inserito questa slide che mostra un po' quella che è l'evoluzione anche del monitoraggio che l'UNESCO ha fatto sul sito Venezia e la sua laguna. Vedete qui nella parte minacce l'impatto del turismo viene richiamato per ben 7 volte. 7 volte vuol dire che sono 7 anni che ci chiedono ovviamente di rispondere sul turismo. Infrastrutture marine, qui parliamo ovviamente del tema della marittima, ovviamente il MOSE, e sono già 5 anni che chiedono risposte su questi temi. È molto interessante anche vedere, andare un pochino più nel dettaglio, vi ho messo qui il link per analizzare davvero quelle che sono le principali aspetti sui quali l'UNESCO ovviamente ci richiama. Ecco. Infatti questa lista ho inserito, l'UNESCO ha individuato 14 per tutti i siti del mondo, 14 diciamo, elementi diciamo, di maggiore criticità
che sono comuni un po' a tutti i siti del mondo, e tra questi ovviamente abbiamo lo sviluppo ovviamente in altezza, edifici in altezza, abbiamo sviluppi commerciali, e ovviamente anche il tema del turismo rappresenta sicuramente uno di quelli maggiormente, diciamo, di impatto per un po' tutti i siti a livello mondiale. Ecco, questa slide ho cercato di sintetizzare un po' il percorso, che anche per far capire un pochino meglio poi come l'UNESCO in realtà ha dato una grande spinta anche agli enti locali di migliorare quelle che sono le politiche anche per affrontare il turismo. Noi abbiamo avuto nel 2014 un primo richiamo molto importante proprio sul tema del turismo e anche sul tema ovviamente del MOSE. Quando scattano questi warnings sono momenti davvero molto delicati, perché c'è una forte, ovviamente una forte attenzione, potete poi capire anche per Venezia e la sua laguna, che è un sito ovviamente riconosciuto a livello mondiale, c'è un'attenzione particolare da parte della stampa, ma il mondo insomma guarda Venezia. E quindi questo ha rappresentato, poi nel 2015 abbiamo avuto una missione di monitoraggio reattivo, e da questa missione poi è partita diciamo un ulteriore lavoro di intensificazione sui temi, diciamo principalmente sui quali siamo stati poi richiamati. Ovviamente quando scattano questi richiami parte tutto un lavoro, diciamo che il Comitato del Patrimonio Mondiale esamina ovviamente il caso, e poi da parte diciamo degli enti soggetti istituzionalmente competenti poi devono ovviamente mettersi tutti al lavoro. Quindi noi abbiamo organizzato vari incontri del Comitato di pilotaggio insieme ai vari ministeri competenti nelle varie materie, e poi si devono fare questi rapporti sullo stato di conservazione del sito, che poi a loro volta vengono analizzati in via preliminare per l'anno successivo, in cui ci sarà poi il Comitato del Patrimonio Mondiale. Abbiamo avuto anche sul nostro primo piano di gestione una technical review di ICOMOS proprio per indirizzare ancora meglio quelle che erano state già diciamo le prime proposte per il nostro piano di gestione. Quindi c'è un'attività di monitoraggio costante su questi siti. E quindi nel 2014 si riunisce il Comitato del Patrimonio Mondiale e poi c'è questa missione di monitoraggio che è stata una missione veramente molto intensa. Qui vi faccio vedere alcune foto di questi tavoli. Ovviamente quando ci sono queste missioni vengono condivisi dei terms of reference proprio sui temi ovviamente all'attenzione dell'UNESCO, e anche qui vedete che sono stati fatti dei tavoli insieme agli enti preposti, cioè c'è tutto un lavoro di preparazione, ma questo lavoro di preparazione è anche molto utile per aumentare ancora di più la consapevolezza e anche far capire, diciamo, come si lavora nell'ambito dell'attuazione della convenzione a livello locale. E quindi c'è stato poi, a seguito di questa missione, abbiamo avuto il rapporto nel 2015, e tra le molteplici raccomandazioni, adesso qui ho inserito diciamo quelle più attinenti al tema della giornata. Diciamo che questo è stato un po' il nostro riferimento poi per quanto riguarda il turismo dal 2015, quindi ci chiedevano appunto di utilizzare il modello del programma del turismo sostenibile, che è quello che vi ho fatto vedere prima, di installare strumenti per le statistiche in materia di turismo. Quindi ecco che la Smart Control Room nasce da qui, il fatto di contare i turisti, di attivare una serie di telecamere anche per avere un maggior controllo, poi sviluppare una strategia globale del turismo sostenibile. Loro ovviamente da parte dell'UNESCO la richiesta è quella di ridurre il numero dei turisti, soprattutto diciamo gli escursionisti, e chiederebbero anche di effettuare un'analisi di capacità di carico.
È evidente che quando parliamo di turismo, collegamento ovviamente alle locazioni turistiche e anche al cambio d'uso, no? Che sono fenomeni strettamente collegati ovviamente al fenomeno del turismo di massa, quindi anche qui realizzare misure legali efficaci per scoraggiare l'acquisto di seconde case, quindi incoraggiare la riconversione delle strutture in appartamenti in affitto e quindi lavorare moltissimo sul tema delle locazioni turistiche. Ecco, poi un altro fenomeno strettamente collegato all'impatto del turismo ovviamente è lo spopolamento. E quindi vedete che anche in questo caso il richiamo è quello di utilizzare le raccomandazioni sul paesaggio storico urbano e quindi avviare una serie di politiche per aumentare i residenti e poi il tema della perdita dell'artigianato tradizionale, anche questo è un tema strettamente collegato ovviamente agli impatti del turismo. Successivamente quindi a questo rapporto abbiamo avuto diciamo un impatto abbastanza importante e c'è stata però una forte reazione da parte degli enti. Ho potuto notare che anche a livello di Comune di Venezia c'è stata veramente una spinta anche innanzitutto di creare un gruppo di lavoro nel quale poi diciamo vengono coinvolti costantemente i dirigenti del turismo e di urbanistica, chi si occupa di cambiamenti climatici, chi si occupa appunto di politiche per la residenza e poi anche uno strettissimo lavoro fatto con la sovrintendenza. Avete avuto modo di ascoltare anche l'architetto Trovò, che immagino vi abbia un po' illustrato anche il lavoro che abbiamo svolto sia per quanto riguarda delle pubblicazioni, ma proprio abbiamo davvero lavorato per analizzare questi fenomeni di usura e trovare anche dei provvedimenti che potessero in qualche modo rispondere a questi fenomeni, e tutto questo lavoro che abbiamo svolto con la sovrintendenza è stato fatto assieme al Comune di Venezia e quindi questo, diciamo, questo warning di UNESCO ha rappresentato comunque una grande spinta anche alle amministrazioni per lavorare ancora di più su questi temi. E poi anche sempre alla luce di questi warning UNESCO è stato sviluppato questo progetto di governance territoriale del turismo a Venezia, sono stati definiti, comunque abbiamo seguito anche qui quelle che erano un po' le linee guida del toolkit. È stata ovviamente promossa anche la campagna Enjoy Respect Venezia, anche per educare ad un turismo responsabile. Abbiamo anche, ecco, poi abbiamo sviluppato sempre nell'ambito questo della legge 77, abbiamo avuto dei finanziamenti anche per lavorare sul progetto di recupero della valorizzazione dei paesaggi della cultura lagunare. Questo anche è stato un lavoro molto interessante che abbiamo svolto insieme a tutti i comuni diciamo che fanno parte del sito, per identificare diciamo dei luoghi dove attivare anche degli info point per la comunicazione, la valorizzazione delle risorse. Abbiamo partecipato anche a molti altri eventi, anche sviluppando un totem Movie Kinetic per promuovere sempre di più anche l'idea del sito inteso come un sistema dinamico vasto, di area vasta, quindi cercando anche di coinvolgere tutti i comuni in una progettazione, anche trovare un'immagine coordinata. Ecco, per quanto ritornerei un attimo sul piano di gestione, perché poi tutti questi progetti rientrano all'interno del piano di gestione. Qui appunto quando abbiamo iniziato questo lavoro ovviamente i principali problemi diciamo che infliggono anche l'integrità e anche del nostro sito, ovviamente l'acqua alta, il fenomeno erosivo, il degrado, il passaggio delle grandi navi, la pressione turistica, la riduzione progressiva dei residenti, i cambiamenti climatici. Questi sono stati i macro temi che abbiamo da subito messo al tavolo di discussione. Come vi dicevo prima, nel 2010, proprio dopo circa 3 anni in cui non riuscivamo a
a convincere, diciamo, tutti i principali stakeholder a partecipare in maniera costante a questi lavori. Abbiamo realizzato questi tavoli tematici che abbiamo sviluppato tra l'altro con la collaborazione dell'UNESCO Regional Bureau con sede a Palazzo Zorzi, quindi una piattaforma neutra anche di scambio, no? Dove tutti potevano in qualche modo portare un contributo al di là poi delle varie gerarchie, no? Degli enti che poi fanno parte di questa intesa, ed è stato davvero un grande risultato. Dopo 2 anni di questo lavoro abbiamo poi approvato il nostro piano di gestione, abbiamo poi fatto tutta un'analisi ovviamente attraverso una serie di indicatori, non sto qui a indicarvi, ma abbiamo visto che il livello di partecipazione poi a seguito di questi tavoli tematici, intanto il piano è stato approvato da tutti gli enti nel giro di un mese, quindi questo testimonia anche il fatto che c'è stata una condivisione importante di tutto questo lavoro. E poi un altro elemento importante è stata la partecipazione costante poi ai comitati di pilotaggio successivi poi per mantenere poi viva, diciamo, l'attuazione del piano di gestione. Vabbè, qui sono alcune slide che sostanzialmente sintetizzano un po' il nostro percorso. Ecco, e poi adesso stiamo lavorando al nuovo piano di gestione. Ovviamente in tutti questi anni, come avete visto prima, l'UNESCO ha posto veramente l'attenzione su alcuni adempimenti, no, che il nostro sito doveva affrontare e quindi da un lato c'è stato un grosso lavoro, diciamo, per rispondere ad alcune questioni principali, dall'altro però riteniamo ancora opportuno rilanciare un nuovo processo partecipato, proprio perché appunto osservando anche altri siti del patrimonio mondiale, soprattutto quelli di vecchia data come Venezia e la sua laguna, c'è proprio l'esigenza di rileggere, davvero di mettere al centro proprio questa designazione e quindi maturare proprio questa consapevolezza, no? Quali sono le ricadute concrete, quali sono gli impegni, quali sono le opportunità, in che modo noi troviamo una forma di coordinamento che sia davvero efficace, che non resti soltanto un'intenzione, no? Degli obiettivi che poi però non raggiungono mai il risultato prefissato. Quindi diciamo, nell'articolazione del lavoro che stiamo facendo adesso, abbiamo ovviamente preso riferimento il nostro vecchio piano di gestione, abbiamo che è appunto la parte in rosso, la parte in giallo abbiamo visto sostanzialmente le cose principali che l'UNESCO ci chiede, abbiamo visto quali sono le interazioni, no, tra tutte queste tematiche, abbiamo condiviso di concentrarci ovviamente sul tema della governance e della gestione, sul tema della pianificazione e lo sviluppo sostenibile, poi l'ambiente, ovviamente i cambiamenti climatici, la tutela e la valorizzazione, il turismo sostenibile e poi la comunicazione e la formazione. Quindi abbiamo strutturato, diciamo, il nostro lavoro in 5 sfide che si tradurranno poi in 5 tavoli tematici e su questi temi poi ovviamente avvieremo un nuovo processo partecipato al quale comunque sarete anche invitati. Ecco, poi un altro aspetto importante, vado a chiudere, è molto, diciamo che l'UNESCO sempre nell'importanza di monitorare e di prevenire impatti che possano causare sì, problemi, diciamo, al sito, anche all'integrità e all'autenticità, ci chiede di utilizzare questi Heritage Impact Assessment, che sono degli strumenti davvero molto utili, ma che non hanno un riconoscimento, diciamo, giuridico come può essere una VIA, una VAS per diciamo, valutare impatti ambientali di progetti e piani. Però diciamo, nel corso degli anni diciamo, c'è sempre di più la richiesta, infatti hanno anche inserito un nuovo paragrafo all'interno delle linee guida operative proprio nel quale si richiede di effettuare queste valutazioni di impatto sul patrimonio. E quindi stiamo lavorando anche su questo versante perché è evidente che
queste valutazioni sono poco conosciute, ma anche con la Regione Veneto. La Regione Veneto per noi è un interlocutore fondamentale su questo aspetto, sia perché ha moltissimi siti diciamo, che presentano simili problematiche e allo stesso tempo ha, diciamo, anche il ruolo, no, di valutare, poi di fare queste valutazioni di impatto in base alle procedure, e quindi anche in questo senso vorremmo stabilire poi quale potrebbe essere una checklist e integrare questi heritage impact assessment all'interno delle procedure già esistenti. Su questo aspetto mi piacerebbe moltissimo anche avere magari un'altra occasione per illustrare un pochino meglio in che cosa consiste questa valutazione di impatto sul patrimonio, perché è un argomento molto attuale, di grande attualità, non soltanto per noi ma anche appunto per altri siti. In Italia abbiamo pochissimi casi appunto di valutazione di impatto, e queste valutazioni di impatto ovviamente tengono in considerazione anche la dimensione dell'impatto del turismo, insomma, oltre che di tutte le varie trasformazioni, impatti singoli e impatti cumulativi. Ecco, io ho lavorato per fare questa valutazione per il sito della città di Vicenza e le ville del Palladio del Veneto, e adesso dovremmo anche lavorare per Venezia e la sua laguna, perché ci sono diversi edifici, diciamo, che andrebbero soggetti appunto a valutazione di impatto sul patrimonio. Come sapete, nel 2021, quest'anno a luglio, c'è stato il Comitato del Patrimonio Mondiale. Ricordate bene che c'è stata sempre questa pericolo, insomma, che il sito fosse iscritto nella lista del patrimonio in pericolo. Il fatto, in questo caso, di questa grande minaccia ha rappresentato ovviamente un grosso stimolo anche da parte del governo per risolvere un problema che dal 2012, che riguarda appunto il passaggio delle grandi navi in laguna. Non entro qui nel merito, ovviamente ci sono moltissimi altri adempimenti, però questo è stato un elemento che ha dato comunque un segnale molto forte al Comitato del Patrimonio Mondiale per dare ancora un pochino più di tempo per poter lavorare su tutti i vari temi. Insomma, comunque sia cose principali che noi ovviamente dobbiamo sviluppare sono queste valutazioni, poi ovviamente continuare a lavorare sul turismo. È evidente che poi comunque l'UNESCO non ha alcun potere di intervenire direttamente sulle modalità di gestione dei siti, però il fatto che ci sia questo monitoraggio stretto ha comunque facilitato e ha comunque, anche se a volte con un po' di fastidio da parte degli enti, ha comunque creato una certa attenzione sui temi principali che riguardano Venezia e la sua laguna. È evidente anche che il piano di gestione, qui stiamo parlando di strumenti giuridici, quindi in che modo appunto poi questo piano di gestione può davvero avere un reale impatto sulle politiche, no? E sugli interventi di tutte le parti interessate, perché non è sufficiente dare delle raccomandazioni, bisogna davvero trovare una modalità che, diciamo, un'integrazione di questo piano rispetto agli altri piani, e quindi è fondamentale che il piano di gestione venga da un lato riconosciuto dagli strumenti urbanistici e anche dei piani territoriali vigenti, e dall'altro esso stesso deve in qualche modo recepire quelle che sono le principali pianificazioni, e allo stesso tempo poi anche in qualche modo dover prevalere su alcuni aspetti dove gli altri piani presentano dei gap rispetto a quello che viene sempre richiamato, l'outstanding universal value del sito. Quindi da parte nostra diciamo è sempre più necessario condividere sempre di più tutto questo lavoro, quindi io vi ringrazio davvero per aver avuto l'occasione di poter un po' illustrare in maniera abbastanza rapida. Davvero per ogni tema avremo bisogno di almeno un'ora o due, fare dei workshop anche per sviluppare un pochino meglio, però il tema principale anche
che penso sia importante, visto che siamo anche in un contesto, diciamo, universitario, è quello di aumentare la formazione su questi temi, anche perché stiamo parlando qui non soltanto di heritage community, cioè tutta questa la materia, diciamo, della gestione dei siti del patrimonio deve integrarsi sempre di più con le pratiche quotidiane di ciascuno di noi, che siano professionisti, che siano ingegneri, che siano investitori, che siano funzionari della pubblica amministrazione. Cioè noi, lavorando in un contesto così delicato, dobbiamo sempre di più acquisire una padronanza e capire davvero quali sono poi le ricadute, diciamo, delle tematiche UNESCO rispetto a quello che stiamo facendo. Vi faccio un altro esempio, poi chiudo. Per quanto abbiamo partecipato alle procedure di VIA e di VAS, per esempio la bretella dell'aeroporto, è stato inserito, ad esempio, in sede di VAS, di fare una valutazione sull'impatto del patrimonio. Stiamo lavorando moltissimo per spingere, diciamo, una riflessione su questi temi, però abbiamo bisogno di fare formazione, una formazione che deve essere capillare, ed è su questi temi anche che sto lavorando molto anche insieme alla Regione, ma noi, perché partecipo poi attivamente al tavolo di coordinamento dei siti UNESCO del Veneto, e questa non è una problematica, diciamo, un tema che riguarda solo Venezia e la sua laguna. Anche a livello nazionale si stanno facendo moltissime riflessioni poi su come davvero affrontare una volta per tutte queste tematiche, che non diventino, diciamo, degli episodi o delle cose singole. Deve essere davvero come dire, un tema che viene declinato in tutte le diverse, nei diversi piani, sia urbanistici, territoriali che settoriali. Ecco, io vi ringrazio, sono disponibile ovviamente per domande e spero di essere stata esaustiva, quantomeno nel fornire, ecco, un quadro di riferimento per quanto riguarda appunto la gestione dei siti. Ecco, grazie. Grazie mille architetto Basilli, è stato, parlo dal punto di vista personale, ma penso che tutta la platea condivida il mio punto di vista, molto interessante riuscire a vedere questa pluralità attorno a non solo alla questione UNESCO e quindi alla strumentazione che l'UNESCO richiede ai vari patrimoni, ma soprattutto alla sua eterogeneità di approccio. Penso che due siano le questioni rilevanti per tutti i corsisti che oggi partecipano, perché come giustamente ha sottolineato, la formazione è fondamentale. Oggi questa platea è composta da tecnici della pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto persone che appartengono ad ordini professionali che agiscono sul territorio in forma diretta e con competenze molto diverse, che però tutte quante contribuiscono a quel piccolo pezzetto di puzzle che dovrebbe essere coerente con quello che è l'indicazione di mantenimento, di conservazione, di declinazione di quelli che sono gli indirizzi verso un giusto mantenimento di un patrimonio come quello di Venezia e la sua laguna. La cosa interessante è che lei ha citato all'inizio, appunto la specificità a livello regionale di patrimoni UNESCO che non sono puntuali, ma sono abbastanza diffusi e quindi toccano non solo tematismi diversi, ma anche competenze amministrative differenti, perché se guardiamo solo Venezia, lei ha fatto vedere molto bene la lista di enti pubblici e quindi di comuni coinvolti, di popolazioni diverse che devono contribuire o dovrebbero contribuire al mantenimento di un risultato che poi il capofila di gestione dovrebbe poi garantire alla rete UNESCO. Quindi credo che soprattutto questa eterogeneità, sia dal punto di vista di competenze, e che quindi i corsisti, comunque coloro che partecipano oggi, possono essere o beneficiare o mettere in pratica nei propri territori, perché sicuramente la provenienza geografica è molto eterogenea a livello regionale. Non dico che credo che ognuno di coloro che oggi partecipa a questo seminario abbia un patrimonio UNESCO o un'area coinvolta dal patrimonio UNESCO a meno di 10 km di distanza, quindi siamo più o meno sicuri che tutti quanti sono vicini a un'area tutelata o comunque che è sottende a questo tipo di tutela. Dall'altro la capacità di poter dare il proprio contributo sia dal punto di vista normativo, dal punto di vista professionale, a questo tipo di coerenza.
Io, se mi posso permettere una domanda dal punto di vista personale, poi lascio la parola a tutti coloro che partecipano questa mattina, perché mi ha colpito particolarmente la questione legata al modello di gestione. Cioè lei ha detto giustamente che all'inizio il modello di gestione imposto dall'UNESCO, che poi si concretizza in un piano di gestione, è uguale per tutti i siti e quindi di conseguenza dovrebbe essere a livello di linee guida indifferente al sito geografico. Le chiedo subito se questo tipo di omogeneità nel caso specifico della Laguna di Venezia, essendo un ambito veramente peculiare a livello globale, è stato un limite o è stata un'opportunità anche per un sito come questo avere degli indirizzi precisi. E dall'altra parte la cosa interessante è se nel vostro processo di coinvolgimento delle comunità, che ritengo fondamentale, avete incontrato delle particolari, non difficoltà, ma degli accenti particolari su determinati argomenti, perché lei giustamente ha parlato di un patrimonio intangibile, e quello può essere culturale, delle arti e mestieri, che è tipico dell'area UNESCO, e un patrimonio tangibile, che è quello fisico. Quindi non so se il coinvolgimento della comunità su quale dei due ha marcato più l'attenzione dal punto di vista proprio personale. Allora, rispondo intanto alla prima. Allora, per quanto riguarda riferimenti metodologici dell'UNESCO, noi abbiamo subito interpretato, diciamo, quelle che sono le linee guida e le abbiamo ovviamente calate sul nostro territorio. In effetti per Venezia e la sua laguna la difficoltà principale è stata quella di collegare i temi ambientali con quelli ovviamente della tutela del patrimonio fisico, architettonico, urbano, insomma. Però devo dire che non l'abbiamo sentito come un limite. Diciamo che abbiamo poi lavorato per fare in modo appunto di integrare, perché comunque il piano di gestione segue, diciamo, un metodo classico di una pianificazione, quindi hai una parte di analisi, ovviamente poi una SWOT, insomma non si distanzia poi moltissimo da quello che è un piano, diciamo, territoriale, insomma, per certi versi. Ovviamente quello che cambia è la lettura, la maggiore difficoltà che abbiamo avuto è quello di leggere, appunto, di porre al centro l'outstanding universal value del sito, quindi analizzare queste, diciamo, la dichiarazione di eccezionale valore universale, quindi studiare un pochino meglio i criteri, perché poi il richiamo principale è su quello, no? Non stiamo parlando di Venezia, ma con quest'ottica, cioè di quei valori, di quei criteri, di quelle motivazioni che hanno poi consentito l'inserimento di Venezia e la sua laguna all'interno della lista. E quindi abbiamo analizzato, fatto tutta una serie di mappe tematiche di questi attributi, no? Però adesso qui non ho avuto tempo di postarvene, ma ovviamente ci sono i criteri che sono scritti in un modo abbastanza, insomma, in maniera un po' vecchia, ecco, appunto, e spesso i criteri si sovrappongono, quindi il fatto di poter fare queste mappe, restituire, come fare una specie di zoning, poi facendo un'analisi delle vulnerabilità rispetto agli attributi riferiti a ciascun criterio. E quindi è stato da lì, ecco, nel primo piano noi non avevamo fatto questo lavoro. Avevamo fatto più un lavoro sui macro temi, quindi macro emergenze del sito, e poi andare a vedere quali erano gli obiettivi strategici, quali erano le raccomandazioni e poi tutta una serie di progetti per realizzare, diciamo, questi obiettivi. Adesso, appunto, avendo anche maturato, tenete conto che parliamo del 2009-2010, una prima generazione dei piani di gestione che si rifaceva un po' a quella che era la metodologia italiana del 2005, quindi un po' tutti i piani di gestione italiani sono stati fatti un po' tutti seguendo questo metodo. Adesso invece abbiamo ovviamente lavorando, insomma, hands-on, con un approccio davvero, ci siamo anche formati lavorando, insomma abbiamo anche l'UNESCO stesso si è evoluta nel dare queste linee guida, quindi ci sono anche delle schede, insomma, molto interessanti, insomma, vedere poi come
si è passati appunto da un approccio più conservativo a un approccio più dinamico, no, di questi beni, e quindi anche con la raccomandazione sul paesaggio storico del 2011 c'è stato davvero poi questo cambio di paradigma anche per aumentare, appunto, considerare il patrimonio non solo come gli elementi fisici, ma anche tutto il sistema urbano storico, ma che è fatto appunto anche da tutto il patrimonio intangibile. Ecco, e questo, ecco, l'unica cosa su cui penso che dovremmo lavorare un po' di più è, cioè, è il coinvolgimento infatti delle comunità, perché su Venezia e la sua laguna diciamo che ci troviamo in un momento di grande conflitto, no? Il tema principale comunque è lo spopolamento, ecco, quello per noi è diciamo il fattore davvero principale sul quale davvero bisogna lavorare, lo spopolamento, è ovviamente collegato ovviamente a nuove forme di lavoro che non siano solo, insomma, collegate al turismo, insomma, che ci sia davvero una spinta, ecco, su questo, perché e quindi adesso il coinvolgimento, è ovvio che poi anche queste linee guida, comunque la partecipazione, anche lì sono dei concetti molto interessanti, ma si fa fatica a farla, perché poi quando si fanno dei processi partecipati bisogna poi anche essere consapevoli che bisogna tenere conto di quello che emerge da un processo partecipato. È un investimento anche molto importante, perché si chiede alle persone di partecipare e allo stesso tempo si chiede alle persone, e poi bisogna dare seguito, non si possono fare i processi partecipati perché è bello fare il processo partecipato. Un processo partecipato si deve fare se davvero poi si tiene conto di quello che emerge, e poi bisogna tenerlo fresco, vivo, perché altrimenti poi se si deve animare, diciamo, una comunità, se si deve davvero aumentare questo senso di sensibilizzazione rispetto al lavoro che si sta facendo, cioè bisogna anche avere una certa credibilità. Non si può fare un processo partecipato, e io su questo trovo che c'è una cultura, non c'è tanto questa cultura della partecipazione in Italia in generale. So che in Francia, in altri paesi del nord, ad esempio, sono molto più attivi, insomma. In Italia, insomma, questo aspetto è poco riconosciuto, ecco, quindi lei ha toccato un tema veramente importante, infatti, che è quello di come garantire poi il processo partecipato, e anche poter gestire anche un contraddittorio che sia però propositivo, cioè che sia, come dire, proattivo, che non sia soltanto due voci che poi sono in contrasto, no? Però questo si fa attraverso appunto dei tavoli tematici. Abbiamo visto, quando ho lavorato ad esempio per il sito di Vicenza e le Ville del Palladio del Veneto, dove c'era una componente ambientalista molto, molto forte, è stato fatto un lavoro dove poi, appunto, mettendosi attorno a un tavolo, poi intervengono anche delle relazioni umane, cioè di fiducia, appunto di commitment, come dire, e questi sono aspetti che si possono soltanto attivare lavorando, cioè facendoli, nel senso non avendo neanche troppo timore, però con la consapevolezza appunto che poi bisogna anche tenere in considerazione quello che emerge da questi processi partecipati, altrimenti non si fanno, cioè non si fa finta di fare un processo partecipato, ecco. Grazie mille. Colgo l'occasione perché ci sono due domande che arrivano da due membri del pubblico. La prima riguarda il fatto di se ci sono delle metodologie specifiche di valutazione di impatto sul patrimonio, e la seconda riguarda se proprio il concetto più ampio del marchio, come ha detto in apertura, diventa un problema o come si dice, un marchio fine a se stesso, quasi un brand da mettere all'interno del curriculum, ma poi difficile da gestire, quasi più un problema che un'opportunità. Certo, allora per quanto riguarda la metodologia per la valutazione dell'impatto, sì, c'è una metodologia che è quella dell'ICOMOS del 2010, si chiama appunto proprio la Guidance sul Heritage Impact Assessment, e attualmente tra l'altro questa metodologia
è in corso di aggiornamento. So che entro quest'anno saranno appunto pubblicate le nuove linee guida e quindi c'è poi eventualmente se vuole le mando dei riferimenti così può condividerli con i corsisti, così possono se vogliono approfondire. Grazie mille. Ecco, poi c'è anche il tema ovviamente del marchio Mesco. Ecco, questo sicuramente diciamo che è il principale attrattore, diciamo per i quali insomma poi le designazioni vengono portate avanti, queste candidature. Ho ascoltato insomma, cioè, il rischio c'è, è evidente che poi, come dicevo all'inizio, c'è un grande interesse a diventare il sito del patrimonio mondiale e poi è evidente che la difficoltà poi è gestire, no? Perché è evidente c'è un aumento di turismo. Ho qui sotto un'indagine che è stata fatta appunto, ci sono diversi studi che hanno misurato diciamo, l'incremento di turisti nei siti del patrimonio mondiale. Recentemente ho potuto ascoltare anche che per quanto riguarda le colline del Prosecco, da una presenza annuale di 250.000 presenze, addirittura si prevede che entro 10 anni ci saranno 1,5 milioni di turisti. Ecco, come ci prepariamo a gestire questo turismo? Quali sono diciamo, le attenzioni? Dobbiamo aumentare la cultura dell'accoglienza, dobbiamo come dire, davvero garantire che questa presenza turistica poi non sia controproducente e crei degli impatti tali che poi mettono a repentaglio anche l'iscrizione stessa. Quindi questo è un tema davvero molto molto importante e anche in questo senso ritengo fondamentale aumentare la conoscenza proprio del significato della designazione, anche dal punto di vista degli amministratori delle diverse realtà, diciamo, che sono appunto parte di questi siti, perché è molto importante proprio garantire nel tempo, perché spesso si guarda, c'è una visione, bisogna adottare una visione molto più a lungo termine, no? Quindi non si può soltanto pensare ad oggi, ok, abbiamo la designazione, via, adesso tutti vogliono veramente cogliere i benefici a livello economico di una designazione, bisogna davvero pianificare e anche far capire che è necessario trovare un equilibrio e per quello è importante adottare delle politiche e anche fare formazione, sensibilizzare la cittadinanza, fare in modo che questo patrimonio rappresenti davvero un valore aggiunto, non solo appunto in termini di turismo, ma proprio di benefici proprio per la comunità nei vari campi, insomma. Mi inserisco fra le domande. Abbiamo parlato di valutazione appunto di impatto sul patrimonio, ma anche di una categoria che ha citato, quella della capacità di carico dell'affluenza turistica. Ecco, mi sembra un nodo cruciale, no? Quello di definire appunto la capacità di carico. Allora, rispetto a questo, effettivamente quali strumenti abbiamo per stabilire che una certa capacità di carico va bene oppure no? Ecco, su questo aspetto ci sono vari studi, diciamo che ci sono degli studi insomma, che sono stati sviluppati anche per stimare la capacità di carico. Il problema principale, forse secondo me, è il fatto che una capacità di carico richiede poi, come dire, il fatto che si possa pensare a un turismo, a meno turismo, no? Perché è evidente che poi se noi pensiamo 2 turisti, 3 turisti, la proporzione tra cittadini e turisti, allora forse anche quello potrebbe essere un elemento, ma questo però implica che si vada in un'ottica di ridurre il turismo, oppure di diversificarlo, di pianificare, di destagionalizzare, cioè ci sono comunque pro e contro, insomma, rispetto alla capacità di carico. Adesso c'è un dibattito anche importante per quanto riguarda, ad esempio, il biglietto d'ingresso, la insomma, allora già lì siamo un attimo un po', ci sono delle riflessioni sulle tornelli, cioè ecco, questo, la capacità di carico poi implica comunque che ci sia una
un controllo anche, no, di ingressi, e quindi anche come facciamo a controllare, diciamo, questi ingressi, perché parliamo appunto di siti di area vasta che hanno anche un'accessibilità diversificata, ecco, quindi ecco, io su questo insomma sono un po' in difficoltà a rispondere, perché non cioè, posso dare un parere a livello personale, però secondo me sarebbe uno strumento importante dotarsi di una capacità di carico. Ecco, poi su come poter attuare un monitoraggio, o ecco, questo già è una cosa che lascerei agli esperti, insomma. Comunque, cioè, da residente, diciamo, di una città così, è ovvio che sento appunto l'esigenza di poter avere un equilibrio maggiore rispetto a quello che noi viviamo quotidianamente, insomma, in una città come Venezia. Però mi rendo anche conto che ci sono molte altre dinamiche che ovviamente superano un po', però insomma bisogna comunque lavorare, continuare a lavorare su questo. E quindi vediamo adesso come si evolverà su questi temi. Comunque stiamo lavorando anche insieme ad altre città, Roma, Firenze, insomma c'è un tavolo anche di coordinamento proprio su questi temi, e ovviamente anche il tema delle locazioni turistiche, anche quello incide tantissimo ovviamente sullo spopolamento, ovviamente su mettere a disposizione ovviamente residenze per i turisti, decidere, e qui a livello giuridico però ci sono anche delle leggi a livello sia nazionale che regionale che impediscono. Per questo è stato anche fatto un documento tra i sindaci delle varie città, anche al governo, per poter lavorare e avere alcune deroghe rispetto ad alcuni aspetti, appunto, su come normare. Sappiamo per esempio Barcellona, anche Bruges, anche Parigi hanno deciso di avere dei periodi minimi, insomma, anche per i privati, no? Di fare queste locazioni turistiche, incentivando quindi un'affittanza, diciamo, ai residenti. Ci sono degli strumenti, adesso non so se c'è l'architetto Bortoluzzi poi, che potrà anche parlare forse anche di questi aspetti, o comunque sono sicuramente provvedimenti sui quali i nostri colleghi del comune, del settore turismo, stanno lavorando anche insieme alla regione, quindi è all'attenzione. Devo dire che tutto questo comunque deriva anche da questo warning UNESCO, questo approfondimento, questa diciamo sì, maggiore sensibilità rispetto a questi temi, perché comunque noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che ovviamente non si è sviluppato adesso, ma è il risultato di tutta una serie di politiche ovviamente che dagli anni 90, insomma, e quindi adesso però vedo che con tanti tentativi che possono piacere o meno, però si sta cercando di trovare una soluzione, e questo mi sembra comunque positivo. Grazie mille, colgo il balzo per dire che, come giustamente ha accennato, nella seconda parte della mattinata avremo con noi Francesco Bortoluzzi e Gabriele Torelli, che in due prospettive diverse ci faranno vedere e approfondiranno quel tema della gestione appunto di come mantenere una sorta, diciamo, di integrità culturale, quel pilastro che diceva all'inizio, mentre avremo Alessandra Bonazza che ci racconterà un po' invece come poter gestire un'altra criticità in un contesto come quello della laguna, che è invece più legata alla conservazione del patrimonio fisico sugli impatti ambientali, che sono una delle richieste specifiche del warning dell'UNESCO, come ha presentato. Prima di chiudere questa prima sessione, ho le ultime due domande da poter proporle, architetto Basili. Una che riguarda una curiosità legata alla reazione delle associazioni economiche alla prima proposta di piano di gestione, perché alcuni sono contenti di essere inseriti all'interno di un contesto UNESCO, magari altri non troppo, viste le limitazioni che in alcuni casi riguardano. E nell'altro la richiesta da parte di un corsista se la proposta in un'altra area del Veneto, quindi l'area a confine con la regione Lombardia, quindi del massiccio del Monte Baldo, come proposta di candidatura a UNESCO è, dal suo punto di vista, visto che conosce molto bene anche altri siti UNESCO, una candidatura plausibile, e quali criticità può incontrare questo tipo di candidatura? Allora, per quanto riguarda
diciamo, gli stakeholder economici. Allora, abbiamo avuto diverse opportunità per lavorare con loro. Diciamo che è stata sempre vista in maniera comunque positiva, anche se ovviamente con tutti i limiti, però ho visto anche un cambiamento anche di atteggiamento rispetto a queste tematiche nel corso di tanti anni ormai che lavoro su questi temi. È evidente che poi per alcune questioni, ad esempio l'ultimo rapporto di missione del 2020 che abbiamo avuto, gli esperti UNESCO hanno anche fatto delle richieste che poi non sono state accolte in maniera molto positiva, come ad esempio, mi riferisco al tema dell'aeroporto, per esempio, hanno chiesto di limitare addirittura i voli, cioè di incidere così pesantemente anche su quelle che sono le decisioni a livello locale. E questo anche è stato molto criticato da parte di Save, proprio perché non è ben chiaro su quale base scientifica hanno potuto, come dire, fare di queste considerazioni. Quindi spesso bisogna anche stare un po' attenti, insomma, bisogna anche pesare, no? Perché quando poi vengono fatte queste raccomandazioni, le ricadute sul territorio possono essere davvero molto pesanti. E quindi, però diciamo che tutto questo lavoro che è stato sviluppato nel corso di questi anni e anche il coinvolgimento, perché poi ogni volta che ci sono state queste missioni hanno sempre partecipato, abbiamo sempre invitato i principali stakeholder economici a presentare il loro lavoro, quindi diciamo che ci sono stati luci e ombre, diciamo, rispetto al loro coinvolgimento, però vedo che c'è sempre un atteggiamento sempre costruttivo e sempre comunque, diciamo che questo tema del sito UNESCO ha comunque rappresentato un'occasione per riflettere, ecco, per avviare una riflessione, di non prendere le cose così come scontato. Quindi questo ritengo che sia stato molto positivo, il fatto di essere stati sotto pressione, insomma, per tanti anni e lo saremo ancora perché comunque non finisce qui, nel senso che adesso stiamo anche lavorando sia per il piano, ma poi dovremmo anche fare una rendicontazione, diciamo, puntuale su tutte le richieste della nuova decisione, quindi abbiamo tantissimo lavoro davanti, ecco. Poi per quanto riguarda il Monte Baldo, dovrei ovviamente avere maggiori elementi per capire se è un sito candidabile o meno. Ricordo comunque ai partecipanti che per quanto riguarda le designazioni UNESCO non abbiamo soltanto la Convenzione del 72, ma c'è anche il programma MAB, che è l'area appunto Man and Biosphere sotto il programma, che potrebbe essere sicuramente anche un'alternativa molto interessante. Insomma, sapete che da poco è stata anche inserita nell'area MAB, come area MAB anche il Monte Grappa, tutta l'area, oltre che il Delta del Po, quindi in regione cominciamo ad avere veramente anche molte designazioni, non soltanto siti UNESCO comunemente detti, ma anche le designazioni riconosciute come Man and Biosphere, sotto il programma Man and Biosphere. E quindi sì, magari se vuole posso approfondire un attimo, quindi adesso sul momento non sono in grado di dare una valutazione, ecco, dovrei approfondire un po' meglio. Grazie mille, architetto Basili, credo che vorremmo tenerla anche noi, come ben detto, per ogni argomento ci vorrebbero 2 ore sì, di approfondimento e solo a livello personale avrei una quantità di domande infinita da poterle fare, anche perché è sempre bello poter dialogare con chi di competenza su un tema a diritto di parola. La ringraziamo per l'intervento, ovviamente come abbiamo sempre detto, i contributi che vengono presentati sono a disposizione dei corsisti, quindi ovviamente nel caso abbia interesse a condividere dell'altro materiale utile ad orientare quello che è stato detto durante il suo intervento, ce lo può inviare, noi lo metteremo all'interno della cartella a disposizione dei corsisti, quindi loro potranno accedere. Come alcune cose che ha citato abbiamo già scaricate, alcuni documenti di indirizzo e soprattutto di linee guida sono già presenti e i corsisti potranno consultarle. Quindi adesso, come da programma, abbiamo 15 minuti di pausa e poi riprendiamo con la presentazione dei casi studio con il dottor Torelli, che ci inquadrerà su un concetto un po' più specifico, ampiamente citato dall'architetto Basili. Quindi
Ancora grazie mille Grazie per a questa... voi. Io posso restare collegata? Mi piacerebbe? Assolutamente sì. Ok, ok, così ascolto. Anzi, ben venga, che se abbiamo qualche minuto alla fine della mattinata, magari, non dico, ridiamo parola anche ai relatori per se hanno qualcosa da dirsi fra di loro, è sempre bello poter metterli a confronto su una Va sorta di bene. tavola rotonda virtuale. Ottimo, grazie a voi. Allora, a dopo, tra 10 minuti, giusto ricomincio. Ho detto sì. Esatto. Ok, grazie. Fra 15 minuti ci riprendiamo con i Perfetto. casi studio. Va bene, grazie, grazie a tutti. Riprendiamo le attività della mattinata. Saluto Gabriele Torelli, che vedo connesso presente. Buongiorno. Grazie mille anche a lei per aver accettato l'invito e la presenza a partecipare al corso. Gabriele Torelli, faccio una veloce presentazione prima di lasciargli la parola, perché so che oggi è una giornata un po' complicata per questioni di eventi istituzionali. È professore a contratto in ambito giuridico all'interno dell'Università di Venezia, è avvocato, e a cui abbiamo chiesto di raccontarci, di presentarci quello che sono alcune indicazioni tecnico-normative per poter provare, come si era detto all'inizio della prima sessione, a gestire o a indirizzare in forme dirette o indirette anche quelli che sono gli impatti e le pressioni del turismo in ambiti urbani complessi. Non rubo altro tempo, Gabriele, concedo subito la parola. Grazie mille, è un piacere essere qui con voi e ringrazio la professoressa Reo e il dottor Magni per questa opportunità. Per me è sempre molto interessante e utile confrontarmi con architetti, urbanisti, perché bisogna avere un dialogo molto continuo e serrato con diciamo tra il mio ambito e chiaramente questi altri ambiti che sono strettamente interconnessi, soprattutto su alcuni fattori come ad esempio quello di cui parleremo oggi, quindi del rapporto tra turismo e beni di rilievo paesaggistico, con particolare riferimento al centro storico. Ora io mi scuso, come diceva anche un attimo fa Filippo Magni, io magari sulla mia mezz'ora a disposizione parlerei 25 minuti per lasciare poi gli altri 5-6 minuti, se Filippo sei d'accordo, a delle domande diciamo da parte eventuali, da parte di qualsiasi persona che sia interessata, perché purtroppo con una concomitanza di un altro convegno in presenza io mi scuso davvero tanto, ma purtroppo dopo dovrò quantomeno un attimo staccarmi per poi magari riprovare a cercare di essere presente nuovamente alla fine. Mi scuso molto, ma diciamo sono sovrapposizioni di eventi che non dipendono, diciamo, dalla mia capacità decisionale. Condivido subito lo schermo, dovrebbe vedersi, perché comunque poco fa provavamo, ecco qua. Il titolo di questo mio intervento di oggi è l'offerta turistica nel centro storico, i vincoli giuridici per la tutela delle attività tradizionali. Perché l'offerta turistica nel centro storico? Noi adesso andremo a vedere in questa prima parte di intervento come il centro storico, nella prospettiva del giurista, sia un bene di valore paesaggistico, e quindi se è un bene di valore paesaggistico vuol dire che è un bene che può essere vincolato al di là, e lo vedremo meglio tra poco, al di là del valore storico artistico del bene stesso, proprio perché vedremo che il concetto di cultura in senso stretto è un concetto strettamente legato ma diverso dal concetto di valore paesaggistico. Quindi bene culturale e bene paesaggistico sono due facce della stessa medaglia, ma sono due facce differenti. Sono entrambi due valori che rientrano nella macro categoria di patrimonio culturale, ma il bene di valore culturale inteso come bene storico-artistico è un bene diverso rispetto al bene che ha valore paesaggistico, e sono cose che vedremo meglio tra poco. Nel centro storico inteso come bene paesaggistico è possibile nel nostro ordinamento porre dei vincoli per la salvaguardia di determinate attività tradizionali? Certamente sì. Per attività tradizionali si intendono soprattutto quelle attività e artigianali ed enogastronomiche che rispecchiano determinate identità a livello
locale. E poi ovviamente faremo anche alcuni esempi sul caso veneziano, ma anche sui casi delle principali città turistiche o comunque città d'arte, ecco, italiane. Gabriele, mi scusi, vediamo la presentazione bloccata, non so se era rimasta ferma o non sì, l'aveva... era rimasta ferma. Okay. Adesso dovreste vedere la slide Le numero 2. posso chiedere di metterla in presentazione a schermo intero, così vediamo meglio anche noi? Assolutamente, assolutamente. Dovrebbe essere, scusate un attimo, allora, qua giù, ecco qua, chiaramente scusate. Scusate, tolgo un attimo la condivisione così riesco a farlo più velocemente. Vedete adesso? Meglio? Ok, perfetto, benissimo. E allora, come dicevo, avremo alcuni passaggi in questo intervento. Il paesaggio come patrimonio culturale della nazione, quindi andremo a vedere, a dare i riferimenti costituzionali e normativi sul paesaggio, il centro storico come bene paesaggistico, come dicevo poco fa, una possibile sovrapposizione tra tutela paesaggistica e culturale. Vedremo che uno stesso bene, un unico bene fisico, generalmente un edificio o comunque un bene immobile, anche una pubblica via, una piazza, possono avere una sovrapposizione di tutele, culturale e paesaggistica. E poi andremo a vedere come all'interno del centro storico, quale bene paesaggistico, gli strumenti per la posizione di determinati vincoli che incidono sul commercio e quindi sull'offerta turistica all'interno del centro storico. Oggi vedremo che molti vincoli che vengono posti a determinate attività tradizionali sono posti questi vincoli per garantire un'offerta turistica di un certo tipo, cioè un'offerta turistica che in qualche modo rende il centro storico una specie di museo. I giuristi parlano di museificazione del centro storico e probabilmente anche altri ambiti scientifici. Andando... Allora, ecco così, a me adesso non gira più. Ecco, ok, dovreste vedere l'altra parte, perfetto. Come dicevo poco fa, che cos'è il paesaggio nella prospettiva del giurista? Mi soffermerò a grandi linee su queste slide per questioni di tempo, poi dopo se ci fossero dei dubbi ovviamente rinviamo a delle domande finali. Il paesaggio, secondo l'articolo 9 della nostra Costituzione, è quel bene che, come dire, definisce un rapporto stretto tra le vicende della natura, potremmo dire, e le vicende umane, quindi un bene che definisce una strettissima connessione tra l'uomo, la natura e le attività dell'uomo intese come profili identitari. La Repubblica nella prima parte in alto, diciamo, ha riportato il testo dell'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Già qui vediamo come tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione siano messe sullo stesso piano, perché oggi per patrimonio culturale a livello giuridico si intende da un lato il patrimonio culturale in senso stretto, cioè come beni di valore storico-artistico, ma dall'altro lato si intende anche il bene paesaggistico, quindi beni culturali e paesaggio fanno parte, entrambi compongono il patrimonio culturale della nazione. Quindi c'è una strettissima connessione tra paesaggio e patrimonio storico-artistico. Come dicevo poco fa, sono due facce della stessa medaglia. Ma è sempre stata questa la concezione del paesaggio, cioè una concezione che riflette dei profili identitari della nazione? No, non è sempre stato così, nel senso che fin dai primi del Novecento la prima legge sul paesaggio è una legge del 1905 sulla pineta di Ravenna, ed era una legge in cui il paesaggio aveva una connotazione prettamente ambientale, cioè veniva adottata una legge per la tutela della pineta di Ravenna in quanto bene di natura più che altro ambientale. Nel
procedere poi dei decenni abbiamo avuto una concezione di paesaggio dalla legge Croce del 22, ma anche dalla legge Bottai del 39, che sono, diciamo, nella prima parte dello scorso secolo le due grandi normative sulle questioni paesaggistiche. Noi abbiamo una concezione di paesaggio prettamente estetica. Il paesaggio era ciò che veniva ritenuto bello dalla sovrintendenza, fondamentalmente, ma questa concezione estetica lascia il passo nel corso degli anni ad una concezione diversa e più matura. Una concezione diversa grazie all'articolo 9 della Costituzione, siamo nel 48 ovviamente, e poi alla sua implementazione, tanto che oggi come paesaggio noi intendiamo, come dicevo poco fa, una concezione anche estetica, ma non solo estetica, una concezione che prevede un rapporto stretto tra le vicende della natura e le vicende umane, come l'uomo ha modellato con le proprie attività la natura, fondamentalmente radicando su quel territorio dei fattori identitari. Quindi oggi il paesaggio è un concetto legato ad un rapporto tra estetica, natura, ma anche attività umane, dunque identità. E arriviamo al centro storico. Il centro storico è, come dire, un bene che è compreso, comunque che è menzionato all'interno del Codice dei beni culturali del paesaggio, decreto legislativo 42 del 2004. Il centro storico è ritenuto un bene paesaggistico nel senso che può essere vincolato attraverso un apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 136 del codice. Cioè l'articolo 136 ci ricorda che hanno valore paesaggistico i complessi di cose immobili, inclusi i centri storici ed i nuclei storici. Ovviamente però occorre un riconoscimento attraverso un apposito provvedimento amministrativo che vedremo fondamentalmente sarà adottato dalla soprintendenza, che, come dire, individua il valore paesaggistico di certe aree urbane. E questo però che cosa comporta? Comporta che il concetto di valore paesaggistico del centro storico è un concetto che è stato, come dire, in qualche maniera ulteriormente confermato anche da parte della giurisprudenza. Io qua ho riportato una fra le tante sentenze significative in merito, che è questo Tar Lazio del 2016, ovviamente parliamo di un giudice di primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale, però più importante d'Italia, quello di Roma fondamentalmente, sede di tutti i ministeri. E che cosa ci dice questa sentenza estremamente puntuale al riguardo? Che il centro storico si può intendere come bene paesaggistico perché è una entità complessa. Entità complessa significa che il centro storico come area è un bene dal valore paesaggistico perché rappresenta un territorio che è la sommatoria di tanti elementi urbanistico-edilizi differenti e questa sommatoria descrive una fusione, l'ho evidenziato in rosso per renderlo ancora più visibile, una fusione tra la natura e le opere realizzate dall'uomo che hanno un valore storico e sociale. Ed è qui la parola chiave, è storico-sociale, perché, come dire, tradisce in modo abbastanza evidente come ci sia un profilo identitario che caratterizza il centro storico in quanto bene paesaggistico. Quindi il centro storico è bene paesaggistico a prescindere dai singoli immobili. All'interno di un centro storico inteso come bene paesaggistico possono essere compresi ovviamente dei singoli beni immobili, edifici, ville, pubbliche vie, pubbliche piazze di particolare interesse storico-artistico, che sono beni culturali in sé, cioè sono beni culturali in quanto tali, ma all'interno di un altro complesso, all'interno di un'altra area, assumono come territorio un valore paesaggistico, cioè l'intera area, l'intero territorio che è la sommatoria di questi complessi è un bene di valore paesaggistico perché descrive le interazioni tra bellezza, profilo estetico, natura e uomo e attività umane, quindi un profilo identitario. E ecco, quindi, come dicevo poco fa, questa è la differenza. Oggi con il paesaggio si tutela il segno che è lasciato sul territorio da
eventi naturali da vicende umane, e quindi si legittima l'imposizione di un vincolo su un'area vasta. Su un'area vasta, perdonatemi adesso l'espressione un po' tecnica, ma per area vasta in questo caso non intendo un'area provinciale ovviamente, ma intendo l'area del nucleo storico di una determinata zona, di un determinato comune, o se preferiamo città. E quindi la differenza qual è? Che la tutela culturale è molto più puntuale, perché la tutela culturale riguarda invece il singolo bene. Quali le conseguenze su questi passaggi? Che è possibile che alcuni singoli beni abbiano una duplice tutela. Una duplice tutela significa che alcuni beni, pensiamo ad esempio ad un'antica villa, pensiamo ad esempio anche ad un giardino con un valore particolare storico-artistico, o a un edificio vincolato dalla sovrintendenza, possono avere una duplice tutela, cioè da un lato una tutela culturale, in quanto quella tutela culturale vuole salvaguardare il valore storico-artistico di quel singolo bene. Ma se quel singolo bene è inserito all'interno di un contesto più ampio, di un territorio più ampio, cioè di un centro storico, che verrà anch'esso vincolato da un punto di vista paesaggistico, allora quel singolo edificio ha una duplice tutela. Ha una tutela in quanto bene di valore storico-artistico e dunque culturale, ma anche una tutela in quanto bene facente parte di un'area paesaggisticamente vincolante, cioè del centro storico. E questo può capitare spesso anche perché va ricordato come per quanto riguarda i beni culturali in senso stretto, quindi singoli edifici, c'è una presunzione di culturalità nel nostro ordinamento, una presunzione di culturalità per cui pubbliche vie, pubbliche piazze, ville, parchi e giardini pubblici di interesse storico-artistico sono, come dire, beni per cui si presume un valore culturale se sono opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni, ci dice l'articolo 12 del codice. Quindi singoli edifici di questo tipo hanno un valore culturale in senso stretto in via presuntiva, fino a che eventualmente non intervenga una dichiarazione della sovrintendenza che dica il contrario. Questo perché lo sto dicendo? Perché vorrei proprio enfatizzare questo passaggio. È molto facile che nei nostri centri storici ci siano beni su cui insiste in via presuntiva un vincolo culturale. E quegli stessi beni, se sono ubicati all'interno di un centro storico a sua volta vincolato con apposito provvedimento amministrativo, allora è piuttosto possibile, frequente l'ipotesi che un singolo bene riceva questa duplice tutela, è culturale in quanto tale e paesaggistico come facente parte di un territorio. E ovviamente questa duplice tutela consiste in un duplice vincolo, un vincolo culturale in senso stretto e un vincolo paesaggistico. E questa duplice tutela chiaramente comporta anche un aggravio burocratico di un certo tipo. Perché? Perché se c'è una duplice tutela c'è un duplice vincolo. E in che cosa consiste sostanzialmente questo duplice vincolo? Consiste innanzitutto nel fatto che interventi su quel singolo bene possono essere sottoposti ad una duplice autorizzazione. Se un edificio ha valore storico-artistico e quindi culturale in senso stretto, qualsiasi attività di lavoro edilizio su quel bene richiede, ai sensi dell'articolo 21,4 del codice, richiede un'autorizzazione della sovrintendenza. Ma quel singolo bene, se fa parte anche di un centro storico tutelato come bene paesaggistico, allora è molto tendenzialmente probabile che verrà richiesto, se non praticamente certo, che un intervento su quel bene a livello edilizio potrà comportare anche la richiesta di un'autorizzazione paesaggistica, quindi non culturale in senso stretto, che in questo caso, ai sensi dell'articolo 146 del codice, viene rilasciata dalla regione. Quindi burocrazia fine a se stessa,
Forse no, non necessariamente, perché sono diversi gli interessi tutelati. Ovviamente poi bisogna cercare un attimino di bilanciare questi aggravi burocratici, e lo strumento generalmente più utilizzato è quello della conferenza di servizi, in cui le varie amministrazioni competenti e interessate a rilasciare i diversi provvedimenti autorizzativi si pongono innanzi a un tavolo per rilasciare un provvedimento unico, ma questo vale fondamentalmente per qualsiasi ambito decisionale della pubblica amministrazione. La conferenza di servizi viene utilizzata ogni qualvolta in cui ci sia da decidere in un unico momento ed adottare un unico provvedimento amministrativo che sia la sommatoria di provvedimenti di amministrazioni diverse. E arriviamo a questo punto alla parte un pochino più centrale del nostro intervento, dopo aver fatto dopo aver descritto un pochino l'ambito in cui siamo. All'interno del centro storico in quanto bene paesaggistico, è possibile apporre dei vincoli che in qualche modo si riflettono anche sull'offerta turistica? È possibile e, come dire, il nostro legislatore nazionale ha, come dire, in molti casi pensato che l'offerta turistica all'interno del centro storico come bene paesaggistico fosse un'offerta turistica da promuovere e da valorizzare attraverso la valorizzazione e la salvaguardia, soprattutto nelle città d'arte chiaramente, delle attività tradizionali a livello commerciale. Attività tradizionali, come dicevo all'inizio, che riguardano tanto l'attività artigianale in senso stretto, ad esempio un mastro gondoliere a Venezia, il primo esempio che mi viene in mente, ma anche delle attività dal punto di vista enogastronomico, che ovviamente sono un grande patrimonio della nostra nazione. E come ha fatto il legislatore a definire un centro storico con un'offerta turistica che si improntasse, si costruisse sulla tutela delle attività tradizionali? Ha ovviamente posto dei vincoli allo sviluppo e alla nascita, allo sviluppo di attività commerciali non tradizionali, fondamentalmente salvaguardando quelle tradizionali ed impedendo lo sviluppo di attività che sono al di fuori del settore della tradizione di quel dato contesto. Quali sono sul punto le norme più significative? Le andremo subito a vedere, però prima vorrei dire una cosa. Vorrei dire che chiaramente questa attività di pianificazione del commercio per creare un'offerta turistica di un certo tipo è un'attività di pianificazione che va contro la liberalizzazione del commercio, evidentemente. È contraria rispetto ad una libertà di iniziativa economica, è contraria anche rispetto a delle letture europee che da sempre sono assolutamente incentrate sulla libera concorrenza, sulla liberalizzazione dei commerci e così via. E quindi noi abbiamo una serie di norme, le ho riportate qua, a fine anni 90 una norma interna, il decreto Bersani, che è il decreto sulla liberalizzazione del commercio, la direttiva in ambito europeo Bolkestein del 2006, che oggi noi conosciamo per la liberalizzazione delle spiagge, diciamo, ma che ha riguardato anche le attività commerciali, i decreti Monti, quando il governo Monti si insediò tra il 2011 e il 2012, tutte norme, senza scendere troppo nel dettaglio, che hanno promosso la liberalizzazione del commercio. E allora com'è possibile che a fronte di una corrente liberalizzatrice ci siano ancora oggi delle norme che vanno invece a vincolare la pianificazione commerciale? Perché tutte queste norme, anche quelle europee, anche la stessa direttiva Bolkestein, prevedono delle eccezioni alla liberalizzazione del commercio, e queste eccezioni sono diverse, e tra queste eccezioni, per quanto a noi interessa quest'oggi, ci sono anche le eccezioni legate agli interessi culturali identitari, cioè delle eccezioni culturali identitari possono consentire di limitare la libertà del commercio nei centri storici e possono fondamentalmente consentire una pianificazione delle attività commerciali nel centro storico. Questo che cosa significa? Che oggi il nostro legislatore, e di conseguenza le amministrazioni, non possono più limitare il commercio come scelta pianificatoria di base. Possono limitare il commercio attraverso un'attività di pianificazione se quelle limitazioni sono dovute ad interessi, alla tutela di interessi culturali ed identitari.
E questo, come dire, è l'elemento attorno a cui ruota tutto il nostro discorso. E qua ho riportato in questa slide le principali norme che, italiane, nazionali, statali, che, come dire, consentono di pianificare il commercio e salvaguardare le attività tradizionali. E la prima, come dicevo, è del 98, e questa norma del 98, questo decreto legislativo 114 del 98, consente alle regioni e a cascata a livello pianificatorio ai comuni di limitare gli insediamenti commerciali nei centri storici, vietando quelli incompatibili con le usanze locali. Una ripetizione simile si è avuta nel 2016 con un decreto di attuazione della riforma Madia della pubblica amministrazione. Si introduce una nuova deroga alla libertà di commercio, consentendo non più solo alle regioni, ma anche ai comuni, pur d'intesa con le regioni, di escludere dai centri storici attività non consone al loro valore culturale. Discrezionalità amministrativa in capo ai comuni. Il legislatore attribuisce ai comuni una discrezionalità molto importante su scegliere cosa è consono o non consono rispetto al valore culturale del centro storico. Ma soprattutto io credo sia interessantissima l'ultima norma, l'articolo 52, comma 1 bis del nostro codice del 2004, che prevede fondamentalmente la possibilità per i comuni sempre di individuare delle botteghe storiche, cioè di individuare dei locali storici che, al cui interno può essere svolto solo un certo tipo di attività tradizionale. Ho ancora 5 minuti proprio di numero oppure... Assolutamente, puoi okay, prendi... 5, sì, non voglio togliere tempo poi dopo a eventuali domande o da altre ai colleghi successivi, però ecco, sto in questi 5 minuti. E quindi che cosa vuol dire? Che noi abbiamo delle norme che vincolano non solo le attività tradizionali nel centro storico globalmente inteso, ma anche con questo articolo 52,1 bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbiamo la delega da parte del legislatore ai comuni del potere di identificare delle botteghe storiche, dei locali storici da salvaguardare, in cui possono svolgersi solo certe attività tradizionali. Quindi parliamo di un singolo edificio. Ecco qua. E ovviamente tutto questo tende, l'obiettivo è quello di museificare un pochino determinate zone del centro storico, addirittura determinati edifici del centro storico. Però queste norme fondamentalmente ci fanno dire che dal centro storico i comuni possono escludere le attività commerciali non rientranti nella tradizione. E come dicevo poco fa, questo articolo 52,1 bis, introdotto nel 2016, perché è stato introdotto da pochi anni diciamo, consente di tutelare quell'attività tradizionale in quel locale. Che vuol dire? Vuol dire che il legislatore ha anche introdotto la salvaguardia nel nostro ordinamento non solo di un patrimonio culturale materiale, ma anche di un patrimonio culturale immateriale, dove l'immaterialità è legata proprio a quella ricchezza di saperi e di tradizioni artigianali che, come dire, arricchiscono il nostro centro storico e che si vanno oggi perdendo, ragion per cui anche il valore culturale immateriale necessita di essere salvaguardato e tutelato per non perdere delle ricchezze che sono state tramandate negli anni. E a questo punto, dopo aver visto a livello nazionale qual è la questione, e mi avvio verso la conclusione in questi ultimi 3 minuti, vorrei semplicemente far vedere quali sono i principali regolamenti comunali che i comuni, grazie a quelle norme statali che abbiamo appena visto, hanno adottato. E il primo elemento, chiaramente, che mi viene in mente è un regolamento del Comune di Venezia. Ora, io non ho mai trovato, ho cercato anche qualche giorno fa, un regolamento di Venezia sulle botteghe storiche. Sicuramente esiste un regolamento di Venezia sulla regolazione del commercio nel centro storico. E questo regolamento sul commercio di Venezia nel centro storico, ho salto qualche slide, poi al massimo torniamo indietro, però volevo stare su Venezia ovviamente, è un regolamento molto significativo perché è un regolamento che ci ricorda come non sono possibili nuovi insediamenti di attività commerciali ed artigianali a meno che queste nuove, scusate,
non attività artigianali, ma nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande. Non è possibile l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo questo regolamento sul commercio veneziano, a meno che queste attività di somministrazione non siano legate alla somministrazione dei cosiddetti cicchetti, caratteristici prodotti gastronomici del luogo, tra l'altro con servizio al tavolo. E anche l'articolo 7 di questo regolamento ci dice che sul ponte di Rialto non sono possibili aperture o trasferimenti di altre attività se non per le attività che commerciano gioielli preziosi. Quindi noi qua abbiamo un regolamento che ci dice che le attività tradizionali alle attività tradizionali enogastronomiche veneziane è consentita l'apertura o comunque una nuova apertura di certe attività, ma non per tutte le altre. Quindi fondamentalmente abbiamo una regolazione del commercio abbastanza significativa dal punto di vista enogastronomico. Ma noi abbiamo anche i regolamenti di altre città d'arte molto importanti sulle botteghe storiche, che addirittura vanno a vincolare l'attività tradizionale all'interno di una certa bottega. Io per esigenze di tempo non ce la farò a parlarvi di tutti questi regolamenti, li ho semplicemente, come dire, individuati in 3 diverse categorie, regolamenti per le botteghe parliamo. E quelli più interessanti a mio modo di vedere non sono tanto quelli di Napoli e Palermo del primo tipo o di Roma e Verona del secondo, ma sono quelli di Firenze e Piacenza, soprattutto Firenze chiaramente. Perché? Perché a differenza di quanto accade a Roma e Verona, in cui è il proprietario della bottega che chiede il riconoscimento e quindi chiede che sia posto un vincolo, e quindi parte tutto da una richiesta, da un'aspettativa del privato, a Firenze non è così. A Firenze addirittura il comune che d'ufficio, quindi senza una scelta del privato, il privato può comunque avanzare la richiesta, ma è anche il comune, così come a Piacenza, che può vincolare quell'edificio allo svolgimento di quella determinata attività. Qua siamo nel momento assolutamente più espansivo del vincolo del potere del comune, perché il comune prende il potere di andare a limitare un concetto, un diritto proprietario anche, o comunque di utilizzare il proprio immobile secondo la discrezione del proprietario. E il comune di Firenze la può fare questa cosa. Io credo, e qua finisco, che questi regolamenti così impositivi oggi possano essere legittimati dalle norme statali che abbiamo visto prima, quella sulle botteghe storiche nel codice e anche le altre norme che abbiamo visto che pongono dei limiti alla liberalizzazione del commercio. Perché c'è un cappello legislativo che tutela i poteri comunali da questo punto di vista e i poteri amministrativi più in generale. Ma noi dobbiamo capire che questi regolamenti sono dei regolamenti molto spesso antecedenti rispetto alla legge dello Stato. La legge dello Stato è arrivata dopo certi regolamenti e fondamentalmente è andata a salvarli. Il regolamento di Venezia è del 2009. Se non ci fosse questo cappello legislativo che tutela quei regolamenti, difficilmente questi regolamenti avrebbero potuto resistere delle censure di illegittimità di fronte al giudice amministrativo. Grazie invece alla legge che fa da filtro fondamentalmente alla tutela di questi interessi culturali, noi oggi abbiamo una maggiore legittimità di queste previsioni regolamentari. Chiaramente però il rischio qual è? È quello di definire una museificazione eccessiva del centro storico e quindi un bilanciamento, un compromesso tra la liberalizzazione dei commerci e l'attrattiva turistica tramite la valorizzazione delle attività tradizionali è fondamentale. Ma questo è un compito della politica locale, secondo me. È un compito della politica locale perché il legislatore ha fornito gli strumenti per... ovviamente poi il compromesso e il bilanciamento è una funzione che spetta ai singoli comuni. Grazie. Grazie mille Gabriele per la prospettiva che, come giustamente ha definito, è molto complessa da spiegare in un intervento così breve e così compresso. Ti pongo subito 2 domande che arrivano dai corsisti. Mi collego all'ultima perché è strettamente connessa alla questione delle botteghe, in cui viene chiesto se esiste la possibilità di costruire una specie di albo nazionale che certifichi il valore a salvaguardia di queste botteghe storiche, cioè se questo può essere una prospettiva. La seconda domanda invece riguarda un concetto forse citato all'inizio, in cui nella prospettiva più ampia di toccare la questione culturale e paesaggistica in senso stretto,
anche degli elementi come possono essere alberature strutturate o alberi isolati con più di 70 anni possono rientrare in a sorta di questa considerazione vincolistica automatica e non, per dire, inserita in una lista come già esistono di alberature storiche vincolate. Quindi queste sono le prime due domande. Ok, perfetto. Allora direi innanzitutto la prima, gli albi esistono? Domanda giustissima, gli albi esistono, sono albi però regionali, perché la valorizzazione e la promozione del commercio è una materia su cui possono intervenire dal punto di vista legislativo, quindi adozione di leggi, le stesse regioni. Quindi sono le regioni che, forti comunque anche della norma statale, possono promuovere poi diciamo, lo svolgimento delle attività commerciali anche delle botteghe storiche, quindi abbiamo degli albi regionali delle botteghe storiche. Sicuramente ce l'ha la Lombardia, sicuramente, a me sembra ce l'abbia anche il Veneto, dipende dalla legislazione regionale, però molte regioni li hanno e hanno anche i criteri con cui definiscono quando una bottega è storica. Generalmente quando è nello stesso edificio con la stessa insegna da 50 anni e c'è una continuità a livello quantomeno merceologico, talvolta anche di persone, a livello soggettivo, diciamo di nucleo familiare. Con riferimento all'altra domanda, la presunzione di culturalità vale solo sugli immobili. Gli alberi monumentali adesso, io non vorrei sbagliarmi, a me sembra su due piedi che per quanto riguarda la questione delle annualità siano 100 anni, però sicuramente la presunzione di culturalità dei 70 anni vale per i beni immobili creati dall'uomo. Grazie mille. C'è un'altra domanda, ma credo sia un incipit per l'inizio del prossimo intervento che sarà a carico di Francesco Bortoluzzi del Comune di Venezia, che ringrazio per prendere parte a questa giornata. Gabriele, io la ringrazio ancora e la libero lascio andare ai suoi impegni, che so che sono stringenti a livello temporale, quindi se nel caso in cui riesce successivamente a connettersi, noi staremo qui a sua disposizione. Quindi intanto grazie mille per l'intervento. Come ho detto anche con i precedenti relatori, nel caso ci siano richieste specifiche gliele facciamo pervenire e magari se ci può indirizzare su alcuni documenti magari utili a rispondere, questo fa sempre comodo anche come materiale in eredità di questo. Assolutamente, grazie a voi, anzi scusatemi, proverò però a ricollegarmi tra poco. Grazie. Allora, do subito la parola a Francesco Bortoluzzi del Comune di Venezia, che ringrazio di aver preso parte insieme agli altri relatori a questa giornata, è dirigente del settore dello sportello unico delle attività produttive e parto, non dico con questa domanda perché uno dei partecipanti ha chiesto se i comuni possono regolamentare le attività svolte in ottica di spazio pubblico regolando i plateatici con dei vincoli o indicando dei modi d'uso. Quindi credo proprio che sia una buona domanda per darle la parola proprio per la sua richiesta che le abbiamo fatto di raccontarci queste cose proprio sull'ambito specifico. Anche se ascoltando il relatore precedente volevo intervenire nel senso che e se posso anche molto brevemente un po' integrare perché è stato preciso sul quadro normativo nazionale e anche su quello locale, nel senso che quel regolamento a cui faceva accenno il relatore precedente è effettivamente precedente tutta quella serie di normative nazionali che ha illustrato il 226 piuttosto che il codice dei beni culturali eccetera, e che vincolava appunto alcune zone della città, i negozi di alcune zone della città ad alcune produzioni, ad alcune attività, e ha resistito forse anche grazie appunto a questi interventi successivi. Noi però abbiamo anche utilizzato, lui ha citato solo quello, però noi abbiamo anche utilizzato anche le norme più recenti, quindi abbiamo utilizzato soprattutto la 226 per introdurre ulteriori vincoli, non solo sulle aree di rialto che era l'oggetto, e delle aree mercatali che era l'oggetto del regolamento del 2009, ma ulteriori vincoli un po' in tutta la città. Col 226 abbiamo tentato di introdurre, l'abbiamo introdotto formalmente, ovviamente poi si scontra con una realtà che è sempre diversa da quella che è la normativa, il divieto di aprire take away praticamente in tutto il centro storico di Venezia. Con un regolamento di 2 anni fa.
Vengo invece, sarebbe lunga, sono d'accordo sul rischio della museificazione di cui parlava, proprio quel regolamento vecchio del 2009 su Rialto, parlava del Ponte di Rialto e non solo del Ponte di Rialto, c'è anche Ruga degli Oresi, che noi avevamo vincolato in partenza solo alle attività di oreficeria, oresi, oreficeria, in realtà ha fatto sì che oltre alla museificazione si è rischiata la chiusura complessiva di tutta l'area, nel senso che il rischio che va bilanciato ovviamente, giustamente diceva, con politiche locali, di politiche di blocco e o di limitazione delle attività, il rischio è la desertificazione, non tanto la museificazione, nel senso che una stecca di 15 locali oreficerie a Venezia non reggevano più e quindi abbiamo dovuto anche in autonomia, senza toccare il regolamento, cercare di introdurre dei criteri di qualità per permettere l'apertura comunque di qualche attività commerciale che avesse un minimo di qualità, anche se non effettivamente oreficeria, perché quello effettivamente è un rischio grosso. Stesso rischio, diciamo che per il momento lo stiamo correndo bene, sul blocco dei pubblici esercizi, nel senso che oggi se un locale smette di essere un pubblico esercizio non può riaprire se non con una licenza portata da un'altra parte. Questo fa sì che ci sono locali che oggi sono vuoti. L'articolo 52 invece, di cui faceva cenno, mi permette di dire, di entrare nel tema che mi è stato chiesto, quindi la possibilità di limitare o comunque dettare dei criteri regolamentari rispetto all'uso del suolo pubblico e quindi dei plateatici. Allora il Comune, d'accordo questo con la sovrintendenza, proprio a partire dall'articolo 52 del Codice dei Beni Culturali, ha cominciato già dal 2015-2016 un'attività di pianificazione della città. Il Comune è dotato di per sé di un regolamento sull'occupazione del suolo pubblico, visto anche quello con la sovrintendenza, che detta delle norme di occupabilità che sono di natura strettamente viabilistica, cioè i limiti che ovviamente potevamo imporre noi erano quelli di viabilistici, quindi non occupare più di un tot % della calle o della piazza, e di limitazione rispetto a quello che è l'ambito di esercizio. La sovrintendenza ha ritenuto di individuare tutta una serie di luoghi particolari, di particolare pregio, da destinare a una pianificazione condivisa, cioè quindi indipendentemente da quella che è la regolamentazione generale del Comune di Venezia, in queste aree, sono una trentina di aree che sono le aree più importanti, diciamo così, più delicate del centro storico di Venezia, si è deciso di fare un'attività di pianificazione, un'attività che è consistita essenzialmente nel disegno di queste aree individuate dalla sua intendenza, di mettere su una planimetria quelle che sono le aree occupabili e quelle che non sono concedibili. È un'impresa abbastanza dura, nel senso che si interveniva su aree che erano già e sono già occupate da pubblici esercizi, quindi con difficoltà a togliere o a ridurre plateatici. Ha fatto sì che comunque ci possa essere un certo ordine. Diciamo che queste operazioni riguardano, dicevo, una trentina di aree, andiamo ovviamente dall'area realtina ai principali campi di Venezia, eccetera. Ce ne sono una decina che sono state completamente interdetti all'occupazione di suolo pubblico, per esempio penso a Campo San Luca, non so se i relatori se sono veneziani o comunque se conoscono la città, Campo San Luca, Campo San Salvador sono stati appunto inibiti all'occupazione, e anche altri campi che erano vuoti sono stati dichiarati non occupabili, tra virgolette non occupabili. Più difficile il discorso sugli arredi. Sugli arredi noi abbiamo un catalogo, cosiddetto catalogo arredi, anche questo costruito assieme alla sovrintendenza, e un'apposita commissione arredi in cui sono rappresentati sia la sovrintendenza sia le associazioni di categoria al fine di implementare e modificare questo catalogo. Diciamo che quindi
è possibile imporre dei limiti, è possibile farlo in maniera coordinata con il rapporto soprattutto con la sovrintendenza. È ovvio che stiamo parlando in città di sicuramente di un bene della città, un bene dei cittadini, un bene di tutti, però è anche purtroppo, per fortuna, una miniera importante per l'economia, per i locali e per l'economia. Lo stiamo vedendo in questo periodo di Covid, dove queste regole sono saltate, in cui a causa della restrizione di consumo all'interno è stato dato un sostanziale via libera all'occupazione del suolo pubblico, e abbiamo visto si sta assistendo a un'occupazione massiva di suolo pubblico da parte dei plateatici di bar e ristoranti, perché effettivamente è una risorsa che è fondamentale per l'esistenza di questi locali. Dopo, ovviamente sono valutazioni politiche sul numero di bar e ristoranti che ci sono in città e quindi su tutto l'impatto che portano. Il difficile di questa operazione che abbiamo messo in campo è stato appunto quello di bilanciare quelle che sono le esigenze di tutela del paesaggio culturali previste tra l'altro appunto dall'articolo 52 e quelle che sono le esigenze commerciali. Diciamo che il punto di partenza era purtroppo una città già abbastanza occupata, e quindi questo ha fatto sì che l'opera non ha potuto portare a una cancellazione di occupazioni già esistenti, ma al massimo a una loro rimodulazione e a impedire che ci possano essere nuove occupazioni, ovviamente nei luoghi individuati. Purtroppo, ed è il secondo purtroppo, dopo chiudo ovviamente disponibile a qualsiasi domanda, il Covid ha un po' vanificato quello che era un percorso programmatorio che era cominciato e che si stava applicando, appunto perché l'emergenza sanitaria ha permesso un via libera, per cui gli effetti di quella che era la pianificazione che si stavano vedendo nel 2018-2019 saranno cominciati in alcune aree. Al momento è bloccato. Speriamo, questo lo dico anche a titolo personale, di poterlo riprendere con efficacia a partire dalla fine dell'emergenza sanitaria. Sono qua a disposizione per tutte le domande. Grazie mille, anche perché proprio questa cosa qua è una domanda che le pongo subito io, nel senso che gli sforzi normativi, legislativi, programmatici, pianificatori, che rapporto hanno avuto e che conseguenze potranno avere con anche, mi venga passato un po' il termine, questa liberalizzazione adoperata dalla situazione di gestione post-Covid per poter fronteggiare determinate condizioni. Quindi è un po' un passo indietro, è qualcosa che dal suo punto di vista sarà facile riportarlo allo stato iniziale, oppure è un po' come una sorta di dovrà essere applicata una sorta di condono della situazione contemporanea? Allora, credo di poterlo anche dire, ovviamente non rappresento in pieno l'amministrazione, ma insomma so che l'intenzione è quella di ritornare alla situazione precedente, quindi nessun condono, nessuna apertura da questo punto di vista. È ovvio che non sarà facile, ma credo che l'intenzione è quella di ritornare tranquillamente alle situazioni precedenti. È vero che negli ultimi 2 anni c'è stato era previsto un blocco di concessioni di suolo pubblico fuori dalle aree pianificate. Ci sono quindi, posso anche quantificarle più o meno, penso una 15-20 pubblici esercizi che, diciamo, fuori dalle aree pianificate, ma comunque nel centro storico di Venezia, non hanno plateatico normale, lo hanno ottenuto grazie al Covid. E pensare su queste forse l'amministrazione farà un ragionamento, ma diciamo sugli ampliamenti no, sicuramente no, ci sarà un ritorno a quella che era la situazione precedente. È ovvio che il Covid, togliendo anche la possibilità, la necessità
del parere della sovrintendenza per una serie di, per la questione arredi, diciamo così, ha permesso tra l'altro gli ombrelloni in piazza San Marco, tanto per fare un esempio, nel senso che non era necessario più ottenere il parere della sovrintendenza. Su questo, diciamo così, sugli arredi si è aperta anche una partita che appunto vanno dagli ombrelloni in piazza piuttosto che alla possibilità di utilizzare delle strutture riscaldanti o dei Deor, cose che sono vietate dal nostro regolamento, che però so che ogni tanto rimbalzano, anzi stanno rimbalzando come richieste da parte delle categorie. Dopo, se vuole il mio parere personale, va. Speriamo di tenere botta. Ecco, chiudo. Allora, io ho una domanda molto semplice. Cioè, il rapporto in termini di superficie tra la parte che rientra nei piani, che poi sono questi cosiddetti pianini, o sbaglio, e la Esatto. parte che invece rimane fuori. Qual è? Cioè, allora, in termini di superficie, appunto le il aree, blocco delle sì. concessioni e alla fine quale entità ha? Allora, non è facile, non è automatico il discorso, nel senso che la superficie delle aree pianificate è poca cosa rispetto all'intero pesce della città antica, però è ovvio che si tratta delle zone molte zone centrali importanti dove sono presenti i pubblici esercizi, quindi se faccio... allora, penso che sia neanche il 10% della città in termini di metri quadri che è pianificata, però si tratta delle zone dove si concentrano più del 50% dei pubblici esercizi. Grazie mille. Chiedo se ci sono delle domande da parte dei corsisti che le possono scrivere in chat o si possono prenotare con l'alzata di mano. Intanto le chiedo io un'altra cosa, visto che il Comune di Venezia ha una parte sicuramente a città storica ma anche una componente rilevante in terraferma, se a parità di opportunità le criticità sicuramente sono differenti, ma se nella parte di terraferma, quindi l'area di Mestre, invece da questo punto di vista sull'uso dell'area pubblica e in termini di plateatici e gestione ha avuto lo stesso impatto o che tipo di impatto ha avuto? Perché per esempio in alcune zone di Mestre ho visto che si sono ampliati di molto anche con attività all'esterno tipo karaoke in alcune serate, cioè ci sono state delle situazioni che hanno generato un impatto rilevante non solo a livello paesaggistico ma proprio della loro attività a 360 gradi. Quindi vi chiedo se come comune avete notato questa forte discrepanza fra il contesto storico e il contesto più di terraferma. Sì, diciamo anche al di là della pandemia lo abbiamo trattato, abbiamo provato a trattarlo anche in maniera diversa. Ovviamente lì ci sono anche vincoli veramente di mobilità, nel senso non puoi occupare il marciapiede altrimenti sei in strada e il pericolo è sicuramente la sicurezza, diciamo, è un elemento fondamentale. Una richiesta che noi abbiamo portato avanti, adesso noi stiamo modificando il regolamento per le occupazioni a suolo pubblico, ma abbiamo già introdotto questa norma nel regolamento edilizio, la possibilità di realizzare dei Deor, quindi delle strutture chiuse, amovibili, lo metto... veniva in francese, tra virgolette, amovibili tra virgolette, che permettono l'utilizzo. Ci sono già degli esempi a Carpenedo, in via Sernaglia, ci sono già 3-4 ditte che hanno chiesto il Deor, nel senso che su Mestre, diciamo così, quelli che sono le resistenze sono ridotte. Ovviamente anche su questo, anche a me il centro di Mestre è una parte è vincolata, che la ferretta è vincolata e anche il circostante è vincolato. Infatti lì stiamo facendo anche lì una pianificazione apposita con la sovrintendenza. Diciamo che comunque l'obiettivo qua dell'amministrazione sicuramente è quello di massimizzare l'occupazione del suolo pubblico da parte di ristoranti, anche per dare quasi veramente una vita
a un centro storico dove invece i negozi di vicinato soffrono molto, e questo è un trend che poi c'è in tutte le città, a parte Venezia, il centro storico, nel senso, oltre che Venezia, il centro storico, comunque vive di una cosa particolare, in tutte le città che non vivono di turismo, il centro storico è abbandonato dai negozi a favore dei centri commerciali, è ovvio che deve essere data una nuova funzione. In questo senso la somministrazione e il relativo plateatico è sicuramente una funzione vincente. Allora, le do anche alcune informazioni sul lavoro che stiamo facendo come corso. Uno dei problemi che mi sembra emergano è il fatto che gli interventi sul plateatico fatti dal singolo ristoratore o da altri esercizi commerciali alla fine diventa appunto un singolo progetto, mentre appunto, in quanto stiamo parlando di suolo pubblico e poi di una città come Venezia, forse un progetto che tenga insieme anche dal punto di vista proprio estetico, ma anche delle altre funzioni che questo spazio potrebbe avere, mi sembra molto importante. E allora noi con questo corso nel pomeriggio, una delle esercitazioni che facciamo è proprio quella di tentare di capire proprio di un'area così importante come Strada Nuova, se sono possibili dei progetti appunto sul suolo pubblico che mettano insieme funzioni che sono usufruite, diciamo, da beneficiari che sono i ristoratori e coloro che vanno ovviamente nei vari ristoranti, ma anche altre funzioni che potrebbero aggiungere valore al suolo pubblico. Pensiamo per esempio a delle regole, no, che possano congiungere dal punto di vista anche del verde questo stesso spazio pubblico, e quindi immaginare una sorta di infrastruttura verde che accompagna appunto questi luoghi di ristorazione e forse li rende anche più appetibili. Ora appunto i nostri corsisti si stanno cimentando anche su questo tema, magari appunto quando concluderemo sarà anche interessante magari sottoporre anche quello che verrà fuori. Insomma. Però appunto l'idea è un bene pubblico, sicuramente alcuni esercizi, alcune funzioni vanno salvaguardate, ma forse possiamo fare qualcosa di più sempre per rendere migliore la qualità urbana. Ecco. Ma io so che una decina di anni fa l'idea era di fare un piano degli spazi pubblici, quindi dove il disegno dell'area pubblica non era limitata solo ai plateatici, ma appunto anche alla possibilità anche di altri elementi. Si è un po' persa, ecco, diciamo così, questa visione un po' integrata. Nella costruzione dei pianini abbiamo considerato solo le attività commerciali e non altro, ecco, diciamo così. Grazie mille. Ci chiedono, viene fatta una domanda sul fatto che ovviamente la questione dei deor, che sono apparentemente dichiarati amovibili, in alcuni casi alla fine della bella stagione, quando dovrebbero essere rimossi, non vengono fatti, non vengono rimossi. Quindi come si fa, o qual è la procedura, o quali sono le conseguenze di questa non rimozione e come il comune si comporta in questi casi? Allora, l'idea dei deor è permettere l'utilizzo del suolo pubblico anche d'inverno, no? Non poi quanto riguarda la bella stagione, quello è l'obiettivo. La movibilità è intesa come io ho bisogno di quello spazio e domani posso togliertelo tranquillamente, nel senso che non c'è nessun permesso di costruire, c'è un'occupazione in suolo pubblico, la struttura non è infissa al suolo, cioè voglio dire è amovibile, non devo passare, toglielo, però nel giro di un giorno puoi e devi togliermelo se te lo chiedo. Non è prevista lo togliamo per la brutta stagione, ecco, questo non è permesso. Devo essere sincero, una sostanziale occupazione definitiva, anche se limitata a un puro titolo concessorio di occupazione che quindi a richiesta dell'amministrazione va tolto. Tutto qua.
Ok, grazie mille. E se non ci sono altre domande, io, anzi, è appena arrivata una domanda che leggo e cito testualmente. Dunque, se mi viene da chiedere se il Comune l'obiettivo è solamente quello di far rientrare le situazioni in deroga Covid per tornare alla situazione precedente e non quella di migliorare, quindi come l'amministrazione si pone il fatto di dire non solo riporto a una situazione precedente ma provo a migliorarla nell'ottica di dobbiamo rimettere in mano a una risoluzione diciamo anche paesaggistica urbana. Sì, tanto migliorare, adesso io sono dirigente al commercio, mi vengono sempre le soluzioni di categoria per cui il migliorare per loro è aumentare il plateatico, ok? Per spiegare in quale ambito ovviamente ci muoviamo. Diciamo che il miglioramento non è solo ritornare allo stato pre-Covid, è anche mettere finalmente in realizzazione tutti i pianini che abbiamo immaginato, che sono stati approvati tra il 17 e il 18, che dovevano entrare in vigore. Siamo due gatti a portarla avanti questa cosa qua, e che ovviamente sono rimaste ferme, anzi superate ampiamente da quelli che sono gli ampliamenti Covid. Quindi alcuni degli effetti della pianificazione, anche dal punto di vista degli arredi, su cui lavoriamo come dicevo prima, insomma, anche con persone che probabilmente voi conoscete della sovrintendenza, l'architetto Trovolo e l'architetto Caraggioni, che sono abbastanza attenti a queste cose qua. Gli effetti non sono stati visti, ma insomma sono stati bloccati perché gli effetti della pianificazione non si sono visti proprio poco, perché non siamo riusciti a portarla, a realizzarla. È sostanzialmente abbiamo approvato tutte le aree, i pianini sono stati approvati tutti quelli di tutte le aree in cui si era immaginato, però in realtà l'effettiva messa in campo l'abbiamo fatta solo per pochissime zone. Quindi non è solo, speriamo che non solo si ritorni indietro, ma si chiuda, diciamo così, si realizza la pianificazione, quindi con qualche effetto migliorativo. Ok, credo che secondo me, vedendo un commento in chat rispetto a quello che hai detto prima, essendo quello che lei ha citato dell'applicazione DEOR è normato, nel senso che comunque, perché la normativa regionale, sottolineo che prevede un permesso di costruire anche per le costruzioni temporanee e mobili con una durata superiore ai 6 mesi. Quindi in questo caso, giusto per confermare questa cosa a chi lo chiede. Aspetto il microfono. Sì. No, noi il nostro regolamento edilizio non parla di permesso di costruire, dice che il DEOR, se ha questo tipo di caratteristiche, se non ricordo esattamente l'articolo del nostro regolamento edilizio, non necessita di titolo edilizio, se ha alcune caratteristiche, che appunto la movibilità, ci sono tutta una serie di parametri per i quali appunto non viene rilasciato titolo edilizio ed è sufficiente l'occupazione di suolo pubblico rilasciata dai nostri uffici. Noi ovviamente chiediamo sempre ai colleghi di edilizia se il progetto che ci viene presentato ha le caratteristiche di cui ha il regolamento edilizio. Io francamente non saprei, non ho la competenza per dire se quello che ci viene presentato fa volume o non fa volume, ecco, per dirla grezzamente. Bene. Allora, ringraziando il dottor Bortoluzzi per l'intervento, che credo che è stato molto puntuale su delle questioni che richiedono ovviamente una conoscenza specifica del campo e soprattutto del territorio, che in questo caso è confinata nell'ambito veneziano proprio per il suo ruolo istituzionale. Credo che soprattutto per coloro, e parlo in questo caso ai gruppi che stanno affrontando questo tema, come diceva precedentemente la professoressa Reo, sarà utile anche magari eventualmente in un secondo momento, in caso di necessità, un riflesso su eventuali necessità di contatto per sviscerare alcune questioni che magari possono sorgere le prossime settimane. Quindi sono disponibile. Grazie mille. Allora, grazie a voi. Darei quindi la parola a questo punto ad Alessandra Bonazza, che è l'ultimo dei relatori della mattinata, che ringrazio per aver preso parte insieme agli altri relatori a questa veloce presentazione di alcune questioni che sono state introdotte nella mattinata.
e sono contento perché rispetto agli ultimi due interventi che erano più focalizzati su una questione che chiaramente ha un riflesso tangibile, ma che tocca più l'ambito gestionale di quella questione, di quel pilastro che il piano gestione UNESCO riferiva all'ambito più culturale e intangibile. La dottoressa Bonazza, che qui abbiamo con noi, che è professoressa a contratto presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna, oltre a essere ricercatore all'interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare con una specifica declinazione su come il rapporto all'interno dell'atmosfera e del clima impattano sull'ambiente costruito e sui beni culturali. Ci interessava, e quindi abbiamo chiesto anche di presentarci un po' come fra le varie declinazioni della necessità dei piani di gestione UNESCO sia importante e rilevante la salvaguardia del patrimonio tangibile, quindi della parte costruita, in rispetto a quelli che sono gli impatti che vediamo sempre più importanti del cambiamento climatico. È notizia di questi giorni, se vi è capitato di vedere anche solo sui giornali, che nell'ambito dell'area padovana oppure della costa della regione Veneto, in particolare sulla zona delta del Po, il clima ha lasciato una bella impronta. Quindi anche questo è una cosa da non prendere sotto gamba e soprattutto da non considerare in maniera limitata, perché oltre al turismo e quindi a un impatto diciamo umano, ci sono anche degli impatti e delle esternalità ambientali che le nostre città devono affrontare. Ovviamente se considerate all'interno di uno stesso ambito di riferimento, questo tipo di necessità di mettere a sistema, come si diceva all'inizio, come l'architetto Basili diceva, è una questione di integrazione fra competenze. È importante vedere come una città, un territorio può essere sfruttato o può essere o deve essere gestito a livello, soprattutto per quello che può essere il turismo, ma anche in base a quello che non solo il turismo, quindi lo sfruttamento pone come potenziale rischio, ma anche come, grazie a una buona conservazione del suo patrimonio costruito e quindi di quella sua connotazione più estetica percettiva, può beneficiarne esso stesso anche la componente turistica. Quindi è questo rapporto duale su cui chiediamo alla dottoressa Bonazza di raccontarci un po' quello che, rispetto ai suoi studi e le ricerche fatte all'interno anche di una serie di progetti europei molto importanti, può essere utile da considerare in ottiche di gestire dei patrimoni di alto valore a confronto con dinamiche di esternalità ambientali. Dottoressa Bonazza, a lei la parola. Grazie, buongiorno. Mi sentite bene? Sì? Allora, sì, grazie moltissimo insomma dell'invito e devo dire anche di questa bellissima introduzione che mi rende sicuramente, diciamo, più facile insomma il compito anche di portare questo tipo di prospettiva che un po' ho seguito anche insomma l'intervento dei due precedenti relatori, quindi anche per cercare proprio di integrare al meglio quello che è questo contributo insomma nell'ambito del contesto della giornata. Intanto provo a condividere lo schermo, che ho portato un paio di slide con delle immagini che così spero insomma ci rendano anche un pochettino più piacevole insomma questo intervento. Quindi come diceva appunto il collega durante l'introduzione, io lavoro presso l'Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima e in questo istituto, che è un istituto del CNR che si occupa prevalentemente di monitoraggio dell'atmosfera, cambiamenti climatici, impatti del clima e dei cambiamenti, inclusi gli eventi estremi, coordina un gruppo di ricerca che si occupa da moltissimi anni di fare la valutazione di quelli che sono gli impatti delle forzanti atmosferiche, dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sul patrimonio sia costruito, sul paesaggio e con gli aspetti anche di indoor e outdoor, quindi quello che è l'impatto diciamo all'esterno, nelle facciate ad esempio di un monumento, di una piazza, di un centro storico, ma anche come questo inquinamento, come questi cambiamenti climatici impattano in quelle che sono le collezioni
dei nostri bellissimi oggetti culturali conservati e dovrebbero essere protetti negli interni. Per fare questo che cosa facciamo? Beh, il nostro è sicuramente un lavoro di analisi sperimentale, appunto di valutazione degli impatti, ma anche di mirata anche a un'identificazione di quelli che sono gli elementi che rendono vulnerabile il patrimonio culturale nei confronti di questi impatti, mettendo appunto poi delle funzioni di danno, dei modelli di degrado che ci permettano di fare delle valutazioni anche quantitative di questi impatti con possibilmente delle previsioni future che ci possono portare quindi a una valutazione poi del rischio e contribuire e supportare la messa a punto di strategie di mitigazione, adattamento, che debbono essere appositamente integrate in quelli che sono i piani di adattamento al cambiamento climatico e i piani di riduzione e gestione del rischio, che sfortunatamente contengono ben poche misure e strategie specifiche per il patrimonio culturale, pur occupandosi ovviamente ad ampio spettro di altri settori e nonostante vi sia l'evidenza tangibile che effettivamente c'è questo impatto con danni connessi del cambiamento climatico e dell'inquinamento, reso ancora più evidente negli ultimi anni proprio per l'aumento di questa frequenza e intensità di eventi estremi. Quando parlo di eventi estremi intendo ovviamente prevalentemente eventi legati a quelli che sono la temperatura, la precipitazione, quindi ovviamente sentiamo sempre più parlare di eventi di piogge intense, le tanto diciamo acclamate bombe d'acqua ovviamente che possono avere grossissimi problemi ed impattare fortemente nei nostri centri storici, ovviamente con fenomeni di allagamenti, in questo caso vengono chiamati appunto fenomeni di inondazione pluviale. Oltre a quello hanno ovviamente anche poi un impatto molto importante in quelle che possono essere poi le inondazioni di bacino, di ampio bacino, questo lo sappiamo, per non parlare poi dell'effetto che possono avere semplicemente erosivo oppure di danno strutturale appunto sulle strutture stesse. Tutto questo lavoro, diciamo così, lo facciamo, come dicevo, attraverso lavoro sperimentale, ma anche mettendo a punto delle metodiche di monitoraggio ambientale in situ che devono essere appositamente dedicate alla protezione del patrimonio culturale, in quanto è fondamentale scegliere quelle che sono le variabili da misurare. Ovviamente la maggior parte dei monitoraggi ambientali sono mirati a quella che è la protezione della salute umana, pensiamo al monitoraggio dei parametri di inquinamento come il particolato, le polveri sottili, eccetera, eccetera. Nel momento in cui dobbiamo occuparci di patrimonio culturale, questi parametri vanno scelti in modo specifico, sia in termini di risoluzione spaziale che temporale. Ci occupiamo anche di fare test in laboratorio e in campo, lavoriamo moltissimo con la caratterizzazione dei materiali, proprio di costruzioni, per poter effettivamente valutare quelle che sono le caratteristiche che rendono questi materiali più o meno vulnerabili, più o meno durevoli anche nei confronti insomma, dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, e ci occupiamo di modellistica climatica, quindi applicando i modelli climatici, funzioni di danno per fare previsione del danno futuro e utilizzando anche la tecnologia satellitare, quindi dati dalle osservazioni della Terra, in particolare del programma Copernicus. Qua vedete alcune semplicemente delle immagini che vi ho riportato che sono rappresentative dei progetti in cui siamo coinvolti, sono progetti finanziati prevalentemente dalla Commissione europea, che però hanno anche una forte ricaduta a livello locale, in quanto la maggior parte di questi progetti, anche del programma Interreg Central Europe in particolare, prevedono una stretta collaborazione nei consortia e nel partenariato di attori che sono chiamati concretamente a lavorare in campo nella gestione e nella protezione del patrimonio culturale. Quindi abbiamo ad esempio agenzie di sviluppo territoriale, così come comuni, municipalità che sono coinvolte e lavorano a stretto contatto con gli attori e la parte diciamo, più accademica e tecnico-scientifica. Mi fa molto piacere che già un relatore prima abbia introdotto la parte intangibile del patrimonio culturale. Quindi quando parliamo di patrimonio culturale, questa
cioè dobbiamo tenere in considerazione che è assolutamente un concetto complesso, che ha diverse sfaccettature. Dobbiamo considerare sia la parte tangibile, quindi i monumenti, i siti archeologici, non abbiamo a che fare solo col costruito ma anche con la parte naturale, ovviamente il paesaggio, con le collezioni negli interni, quello di cui parlavo prima, quindi dipinti, libri, oggetti, tutto questo strettamente connesso con la conoscenza, con le tradizioni, con quella che è l'espressione della creatività umana. Ora, la tendenza degli ultimi anni rispetto al passato per quanto riguarda la protezione del patrimonio culturale e la ricerca connessa è quella di lavorare a 360 gradi, cioè veramente quando si parla di patrimonio culturale non avere un focus su un unico aspetto, ma cercare di produrre della conoscenza, degli strumenti che poi si devono trasferire in strategie di gestione e di protezione che prendano in considerazione tutti questi aspetti. Io qui vi ho riportato un esempio che a me è molto caro, che è quello delle Isole Eolie, che sono patrimonio UNESCO, con immagini che riflettono proprio questi vari aspetti, dal tangibile all'intangibile e anche al patrimonio cinematografico, quindi al digitale, che è considerato anche quello un aspetto di patrimonio culturale. La protezione del patrimonio culturale ha avuto un impulso molto importante a livello europeo nel 2018. Il 2018 è stato l'anno europeo del patrimonio culturale. Lo slogan che vedete, il titolo diciamo che vedete in questa slide è proprio lo slogan di questo anno europeo del patrimonio culturale. Il nostro patrimonio dove il passato incontra il futuro, quindi è emerso in modo preponderante come sia importante salvaguardarlo, proteggerlo, fa parte dell'identità, è una risorsa che non è rinnovabile. Noi abbiamo sicuramente la responsabilità di trasmetterlo alle generazioni future ed è riconosciuto finalmente come una risorsa fondamentale per lo sviluppo sostenibile della società. Anche qua vedete due immagini, qua vi porto dall'altra parte dell'Europa, qua siamo in Centro America dove io ho avuto la fortuna di poter lavorare nel sito di Panama Viejo a Panama, dove mi sono occupata di fare valutazioni di impatto dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici su questo sito storico. E la cosa che mi preme più farvi vedere, insomma, con questa immagine è come effettivamente questa parte, diciamo, storica sia completamente immersa in quello che è il tessuto urbano, moderno della città, e non con poca fatica sono riusciti in un certo senso a preservare quello che qua vedete in questa immagine, poi da un inglobamento, da uno sviluppo che è sempre più forte appunto di questo tessuto urbano. Dall'altra parte siamo invece in un posto completamente diciamo opposto in termini di dimensioni, qua siamo nell'isola di Lipari, appunto in una piccola isola ricca di patrimonio culturale, e qua vedete alcune immagini. Questa immagine mostra delle persone, quindi gente locale impegnata in corsi di formazione per il recupero della costruzione dei muri a secco per la protezione del paesaggio, quindi la tutela del paesaggio nei confronti del rischio dei cambiamenti climatici, idrogeologico, attraverso il recupero di quelle che sono le antiche tradizioni e l'integrazione di questa integrazione con la parte più moderna, contemporanea. Quindi con queste due immagini volevo proprio portare un esempio a contrasto, voglio dire, di due realtà dove però abbiamo integrazione del passato con il presente, se così vogliamo, il futuro. Siamo sicuramente in condizioni di rischio, qua diverse immagini, quindi abbiamo patrimonio fortemente a rischio, cambiamenti climatici, inondazioni, piogge estreme, l'ho già detto, inquinamenti, abbiamo problematiche ovviamente sismiche, incendi spesso e volentieri dovuti dove insomma l'attività e l'innesco umano sicuramente lo conosciamo bene, dovuto anche forse a trascuratezza in termini di manutenzione, ad esempio, può essere una delle cause scatenanti. Traffico illecito.
è talmente diventato preponderante questo argomento per quanto riguarda l'agenda di ricerca europea che patrimonio culturale a rischio è stata, in seguito all'anno europeo del patrimonio culturale, una delle 10 iniziative da portare avanti nell'ambito proprio della ricerca e della cooperazione dedicata alla protezione culturale. Patrimonio a rischio per che cosa? Nei confronti dell'impatto del cambiamento climatico, di rischi di diverso tipo, ma anche del traffico illecito. Questa immagino che sia un'immagine, voglio dire, che riporta l'episodio dell'ultima, di novembre 2019, quando è stato questo fenomeno di inondazione a Venezia, ed è sempre più chiaro come prevenzione, preparazione, adattamento, se io preferisco usare anche la parola spesso volentieri resilienza del nostro patrimonio culturale nei confronti di tutti questi rischi va assolutamente enfatizzata, portata avanti e promossa. Sempre a livello proprio europeo, legato anche con delle connessioni internazionali, questa necessità di mettere a punto delle raccomandazioni, delle strategie che possano contribuire ad inserire il patrimonio culturale come uno dei settori prioritari da salvaguardare nei confronti dei rischi e quindi inserire delle misure specifiche in quelli che sono i piani di riduzione e di gestione del rischio e nei piani di adattamento al cambiamento climatico, ha portato la produzione e il finanziamento da parte della Commissione europea di questo studio, che qua vedete, che è salvaguardia del patrimonio culturale nei confronti dei disastri naturali ed antropici, che ho avuto la possibilità di coordinare, in cui abbiamo lavorato cercando di mettere in evidenza quelle che erano proprio le lacune nel processo di gestione, nel processo di presa di decisioni per la protezione del patrimonio culturale in una condizione di rischio. Ed è chiaro che il sistema è molto complesso, c'è sicuramente un ruolo importante, fondamentale, che è quello della conoscenza, quindi la conoscenza degli impatti, ed è qui un po' che entra in gioco quello che è il ruolo della comunità scientifica, e quindi capire quelli che sono gli impatti, capire quali sono le cause, e questo permette l'aumento della conoscenza, della consapevolezza, sicuramente avere una consapevolezza, diciamo, maggiore nel dare indicazioni su quali sono poi le definizioni delle priorità e dove effettivamente allocare delle risorse che vanno poi a impattare su quello che è tutta la, diciamo così, l'attività che è connessa in questo processo e che deve essere fatta da parte dei decisori politici. È chiaro che poi quello che viene indicato a livello di direttiva poi però ha dei forti impatti su quello che è l'attività, il lavoro che viene fatto poi in campo, cioè nel momento che avviene un evento catastrofico che crea dei danni ad un sito culturale, chi è chiamato in causa poi a gestire l'emergenza o chi è chiamato in causa poi a risolvere il problema dopo che l'evento è accaduto. Quindi gli operatori, insomma, che lavorano veramente sul campo, protezione civile, vigili del fuoco ad esempio, che sono fortemente poi diciamo chiamati a dover prendere decisioni al momento, che devono però essere in un certo senso supportate e anche coadiuvate con quelle che sono le direttive. Ora è chiaro che qua c'è effettivamente una grossa lacuna, in quanto gli errori o le mancanze si evidenziano poi in campo ed è per quello che l'importante è proprio promuovere, cercare di avere un accordo, come posso dire, una comunicazione sempre più fluente tra tutti questi attori che sono chiamati nella presa delle decisioni e nella gestione del patrimonio culturale. Quindi abbiamo da una parte la comunità scientifica, abbiamo gli attori preposti che agiscono durante le emergenze, che si devono anche occupare di eventuali piani di preparazione, quindi protezione civile,
Vigili del fuoco, c'è la parte della governance a livello locale da locale, regionale ad internazionale, più delle direttive che anche queste ovviamente possono impattare a diversi livelli e spesso e volentieri tutti questi livelli mancano proprio di azioni coordinate e manca anche diciamo, un flusso di comunicazione fluido. Tutto questo che vi ho detto effettivamente e lo studio che abbiamo condotto ci ha dato la possibilità di mettere a punto queste raccomandazioni che però dovevano essere in linea con l'accordo Sendai per la riduzione del rischio internazionale. Quindi noi ci siamo posti l'obiettivo di dare raccomandazioni per l'integrazione della protezione del patrimonio culturale a livello internazionale in linea con l'accordo Sendai per la riduzione del rischio da disastri, che è stata adottata dagli Stati membri nel marzo 2015. Non ci sono misure specifiche per il patrimonio culturale, anche se il patrimonio culturale viene citato come una risorsa da valorizzare, da proteggere, ma senza indicazioni su che cosa fare. Le priorità di questo accordo Sendai, che sono 4: conoscenza, governance, investimento e soprattutto rafforzare la preparazione, ci hanno dato modo poi appunto di incanalare, di incastrare le raccomandazioni che abbiamo messo a punto nell'ambito di queste 4 priorità, che qui potete vedere elencate. Quindi la priorità 1, che è proprio comprendere quelli che sono gli impatti, comprendere il rischio, mette in evidenza il forte ruolo poi della comunità, se così vogliamo, scientifica, tecnica, che deve capire quali sono gli impatti, ma soprattutto deve essere anche in grado di utilizzare un linguaggio che permetta di trasferire questa conoscenza in un modo comprensibile e anche di aumentare la consapevolezza degli impatti. Ovviamente, e io diciamo mi focalizzo sulla priorità 4 in questo momento, c'è la forte necessità di lavorare soprattutto sulla prevenzione. Questo sicuramente lo sentiamo ormai tutti i giorni è fondamentale poi avere delle indicazioni specifiche proprio per il patrimonio culturale ed in questo frangente mi preme sottolineare quanto sia veramente importante guardare anche al passato del bene culturale, quindi a dati storici che possano essere rilevanti per capire quali sono i rischi maggiori a cui è stato sottoposto il bene in oggetto, ma anche fare una raccolta di, ad esempio, una documentazione ben specifica, per quanto possibile, di tutti gli eventuali approcci di gestione che ci sono stati dal passato fino ad ora e come questi sono cambiati. Inoltre, anche questo è un aspetto molto importante, effettivamente le buone pratiche messe in opera per poter affrontare eventuali rischi, impatti che sono avvenuti in passato. Fondamentale è anche quindi quello di mettere a punto e sviluppare dei sistemi di allerta e dei modelli di danno che siano specifici per la protezione del patrimonio culturale e capire quali sono gli elementi che mettono in evidenza, che determinano la criticità e quindi la vulnerabilità del bene culturale stesso. Abbiamo anche dato delle raccomandazioni specifiche per quello che è proprio il livello operativo, cioè come la protezione civile, come i vigili del fuoco possono essere coinvolti in queste azioni di preparazione e di evacuazione, non come possono, come devono essere coinvolti tra l'altro in questo processo proprio di evacuazione durante l'emergenza o di preparazione. E qua vedete appunto i vigili del fuoco all'opera nella evacuazione di appunto un oggetto dopo un sisma. Quindi sicuramente è fondamentale che ci sia questo forte, diciamo così, dialogo tra tutti gli attori coinvolti, quindi comunità scientifica, livello operativo, governance e livello politico, la protezione civile ha sicuramente un ruolo importantissimo nella valutazione delle condizioni del patrimonio culturale dopo un disastro, nel coinvolgere quella che è aumentare la sensibilizzazione anche dei cittadini nei confronti del fatto che
che anche il bene culturale subisce un impatto e che anche i nostri beni culturali vanno protetti. Noi in questo sicuramente, il nostro paese è sicuramente all'avanguardia, abbiamo la direzione generale nel Ministero della Cultura che si occupa di protezione e salvaguardia del patrimonio culturale esposto ai rischi, con un nucleo proprio dei carabinieri che è chiamato in causa quando è necessario proteggere il patrimonio culturale in una situazione appunto di rischio. Ed in questo sicuramente siamo un'eccellenza in tutta Europa. Per quanto riguarda gli strumenti di gestione, come quindi il nostro lavoro può supportare la gestione? Vi riporto quello che è stato fatto in questo progetto Interreg Central Europe, Protect to Save, in cui ci siamo occupati di mettere a punto degli strumenti in supporto ai decisori politici, ai gestori del patrimonio culturale, per salvaguardare il patrimonio culturale esposto ad eventi estremi quali inondazioni, prolungati periodi siccitosi e eventi estremi di precipitazione. Qua vedete la struttura di questa piattaforma georeferenziata, WebGIS-Tool, lo chiamiamo per la mappatura del rischio, che è una piattaforma a libero accesso, basta la registrazione, dove abbiamo utilizzato sia output di modelli climatici ad elevata risoluzione spaziale, fino a 12 km per 12 km, e dati che provengono dal programma satellitare Copernicus, che ci permettono di mappare le aree a rischio in Europa per gli eventi estremi di cui parlavo prima, e ci permette anche di visualizzare quelli che sono i beni culturali a rischio e con maggiore, diciamo così, vulnerabilità nei confronti di questi eventi estremi. Come vi dicevo, appunto, la registrazione è assolutamente libera, è un sistema, se vogliamo dire, complesso, cioè ci sono molti dati, dove stiamo però cercando di renderlo sempre più fruibile nei confronti degli attori, appunto, che devono fare pianificazione territoriale, gestione del patrimonio culturale, e l'abbiamo anche messa a punto in modo che possa essere ulteriormente integrabile ed implementabile nel futuro con dei nuovi dati. Abbiamo la possibilità anche di visualizzare quella che è la distribuzione dei beni culturali iscritti nella lista UNESCO dell'Europa centrale. Ci sono dei casi pilota dove abbiamo fatto degli studi specifici sulla vulnerabilità e sul rischio. E per quanto riguarda la casistica italiana, al momento abbiamo incluso la piazza della Cattedrale di Ferrara e il parco di Villa Ghigi a Bologna, quindi un esempio di costruito, di centro storico, e un esempio di giardino storico. L'idea è chiaramente, con questi progetti che ci permettono di sperimentare in loco quello che stiamo facendo, migliorarlo facendo veramente della sperimentazione in campo, di poter produrre uno strumento che sia proprio alla base e possa essere veramente una piattaforma utile per fare della pianificazione, della gestione di un bene culturale che potrebbe essere a rischio da eventi estremi. Qui vedete un altro esempio dei casi pilota, è un progetto dell'Europa centrale, di conseguenza comprende anche dei casi pilota che sono in altre regioni oltre l'Italia, e queste sono un esempio delle mappe che possiamo visualizzare. Queste sono mappe che ci danno, ad esempio, la visualizzazione di quali sono gli eventi estremi di pioggia intensa, quindi pioggia con 20 mm d'acqua, e quali sono quelle zone nel nord Italia, insomma in tutte le zone. Qua vediamo proprio tutta la parte, questa parte insomma della costa, che sarà sicuramente più a rischio in futuro di una frequenza di eventi più ampia e più elevata per quanto riguarda queste appunto piogge intense. E dal lato opposto anche la possibilità di guardare invece i prolungati periodi siccitosi. Quindi questi sono indici che noi utilizziamo apposta
con elaborazione dei dati di precipitazione e della temperatura per fare delle visualizzazioni che ci permettono in futuro di vedere quale potrà essere la situazione. Con una sovrapposizione della localizzazione del bene culturale e una sua valutazione della vulnerabilità, siamo in grado poi di fare quella che è la valutazione del rischio. Quindi mettiamo a punto delle mappe di pericolosità che sono a scala territoriale, lavoriamo più a scala locale per la messa a punto della vulnerabilità e ovviamente questi dati che sono di previsione futura vengono poi integrati con dei dati di monitoraggio ambientale in situ. Questo è l'altro progetto Interreg Central Europe nel quale stiamo portando avanti sempre di più e la stiamo migliorando questa piattaforma e il dialogo continuo con appunto i gestori e i decisori politici. Questa è una parte di lavoro che stiamo facendo, questa consultazione che continuiamo a fare durante il percorso del progetto ci permette sempre di più di migliorare questa piattaforma che vuole avere sicuramente quello che viene chiamato un approccio user driven, cioè veramente essere fruibile per chi lo deve utilizzare, però basato su dati scientifici che siano robusti. Io praticamente sto arrivando alla conclusione e questo è il link al quale vi potete connettere a questa piattaforma. Mi farebbe davvero molto piacere se voi la poteste visitare e magari cercare insomma di utilizzare e magari anche mandarmi dei commenti, delle email, cioè con dei commenti o delle domande, ma anche semplicemente per suggerimenti per come poterla utilizzare, per come renderla più fruibile. E questo è uno schema che ripercorre un po' la metodica che sta alla base di tutto questo lavoro, quindi vi dicevo appunto valutazione del rischio con un focus sugli eventi climatici estremi, lo sviluppo di queste mappe di pericolosità sia con output dei modelli climatici e ci tengo molto a sottolineare la risoluzione spaziale, cioè questi output climatici che sono di precipitazione e temperature sono dati che vengono da una griglia spaziale di 12 km per 12 km che a chi si occupa, appunto mi capita spesso insomma ovviamente di dialogare con un gestore di un edificio, di una cattedrale, che mi dice ma 12 km per 12 km per noi sono veramente un'area ampissima, avremo bisogno di qualche cosa più a livello locale, però io ci tengo veramente più di una elevata risoluzione, ci tengo veramente a sottolineare che 12 km per 12 km per una previsione climatica è veramente una risoluzione elevata e di tutto rispetto e il lavoro che c'è dietro è veramente insomma molto, molto complesso. L'idea è quella di produrre queste mappe che permettano appunto una migliore gestione, ma che poi ci diano modo di mettere a punto delle strategie di preparazione specifiche per il patrimonio culturale da inserire nei piani di cui vi parlavo prima. E questo in parte l'abbiamo già fatto. La strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici ed il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che voi trovate come documenti ovviamente scaricabili in internet nel sito del Ministero dell'Ambiente, contengono misure e strategie dedicate al patrimonio culturale che vengono dai risultati che abbiamo ottenuto dai progetti di cui vi ho parlato e vi ho menzionato prima, oltre al fatto che stiamo facendo proprio delle simulazioni in campo, e qua potete vedere una simulazione che abbiamo fatto di evacuazione in emergenza della piazza della Cattedrale di Ferrara in seguito ad allagamento per pioggia estrema, collaborando strettamente con la protezione civile, con i vigili del fuoco, quindi abbiamo fatto veramente delle esercitazioni in questi siti pilota per cercare di verificare se tutto il lavoro che avevamo fatto fosse sufficiente o necessitasse insomma di cambiamenti o di miglioramenti. Il progetto Project to Save che vi citavo è stato inserito come
insomma, i risultati sono stati inseriti come esempio di buone pratiche nel Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici italiano, che anche qua devo dire, rispetto a quella che è la situazione in Europa, sicuramente per quanto riguarda la salvaguardia dei beni culturali, noi in Italia siamo un'eccellenza, nonostante io veda ancora molti elementi critici che devono essere migliorati, però insomma, come dico sempre, non fare delle azioni significa non fare nulla, cioè l'importante appunto è fare e cercare di migliorare anche in seguito all'esperienza ottenuta. Vi rubo giusto un minuto se ce l'ho. Ce l'ho? So che qua appunto in questa, ce l'ha. In questa sessione ci si occupa prevalentemente appunto di paesaggio urbano, poi ho visto che avete anche qualche cosa, se non sbaglio, sul paesaggio rurale, o sbaglio qualcosa. Però ecco, io ci tenevo a portare questo esempio perché si lega alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, dove ci sono delle azioni molto interessanti a breve e a lungo termine. A breve intendo da attuare entro il 2020, ormai il 2020 è passato, quindi molte di queste cose non sono state fatte, non lo so, insomma vedremo il futuro. Comunque abbiamo anche le azioni a lungo termine, oltre il 2020, per quanto riguarda la protezione del paesaggio, in particolare il paesaggio terrazzato. Ovviamente tra le azioni da fare nella salvaguardia sia del patrimonio culturale che del paesaggio vengono citate la diffusione della conoscenza esistenti, ovviamente, la valutazione degli impatti, una manutenzione ordinaria che è sempre considerata assolutamente una buona regola e che spesso e volentieri diventa una delle criticità maggiori, cioè la mancanza di una manutenzione ordinaria, e che rende estremamente vulnerabile poi il patrimonio culturale nei confronti degli impatti dagli eventi estremi. Però importante questa parte che vedete qua in rosso, la valutazione del ruolo e delle caratteristiche dei paesaggi con spiccate qualità di adattamento e mitigazione al cambio climatico. Il paesaggio terrazzato è uno di questi. La tecnica di costruzione dei muri a secco è stata iscritta nella lista intangibile UNESCO nel 2019 ed è considerata la manutenzione del nostro buona, diciamo così, conservazione e la tutela del paesaggio terrazzato con il recupero delle tecniche di costruzione in muro a secco è sicuramente è considerata una misura, una strategia di protezione, di prevenzione nei confronti del rischio idrogeologico, e ne abbiamo avuto la fortuna insomma di organizzare dei progetti con dei corsi di coinvolgimento della cittadinanza locale, con delle persone insomma che ci hanno tramandato questa tecnica e l'idea proprio di diffonderla, di utilizzarla e di tramandarla alle generazioni future, non perderla, coinvolgendo anche i più piccoli. Quindi qua volevo proprio enfatizzare quanto sia importante la sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti di tutti questi aspetti, che è fondamentale, quindi dai più piccoli sicuramente, che poi sono insomma sicuramente il nostro futuro. E in queste due immagini vedete ancora altre immagini di alcuni dei progetti che abbiamo portato avanti, quindi la conclusione di un nostro, sempre in un'isola molto piccola, qua siamo a Panarea, quindi la ricostruzione di questo muro a secco, e un'altra esercitazione di evacuazione di oggetti fatta culturali, fatta in Austria in collaborazione con la Protezione Civile. E io vi ringrazio e spero insomma di avervi portato degli elementi nuovi per la vostra discussione e anche per il vostro lavoro. Grazie mille, dottoressa Bonazza, soprattutto anche per questi ultimi esempi, che credo che i paesaggi terrazzati in senso stretto, soprattutto quelli a muretto a secco, rientrano in quello che il dottor Torelli prima ci aveva raccontato sulla questione di come un elemento fortemente connaturato nella relazione uomo-territorio diventa e crea un paesaggio che non è semplicemente a marcata declinazione estetica, ma diventa anche un approccio di usi e costumi culturali, i quali essi stessi oggi nella contemporaneità
hanno un peso di rilevanza anche di salvaguardia del territorio, quindi esso stesso di salvaguardia del paesaggio, è quasi un paesaggio che diventa paesaggio di sicurezza per se stesso. Quindi questo patrimonio intangibile, seppur conservato, questo patrimonio culturale di esperienza, di capacità di preservare questo tipo di tecniche, aiuta il paesaggio stesso a mantenersi, a mantenere una cultura, a mantenere una parte estetica. Io la ringrazio per la panoramica che ha fatto e le pongo una domanda che è più di carattere diciamo generale, che però può essere interessante. Non so se c'è anche Gabriele ancora connesso, che lo vedo connesso, però non so in che condizioni sia, perché mi ha detto che può avere qualche problema di connessione. Con mascherina, ma ci sono. Grazie, perché penso che possa essere utile per entrambi. I contenuti, soprattutto quelli della dottoressa Bonazza, che riguardano delle sperimentazioni, quindi anche noi come Università UAV abbiamo lavorato in aree del bacino mediterraneo. Sono contento di vedere che sono in tanti che lavorano sulla baia di Castella Bay, con tutto il patrimonio culturale fortemente a rischio del cambiamento climatico, perché anche noi abbiamo lavorato con altre geometrie progettuali, però sempre sullo stesso tema. Quindi le chiedo, queste sperimentazioni come fanno o quali secondo lei possono essere le indicazioni per farle trasferire all'interno delle normative, dei piani di gestione, o quali criticità possono incontrare? Perché alla fine l'innovazione deve atterrare sulla validità cogente di alcune dinamiche, perché altrimenti rimane solo una buona pratica che in alcuni casi rimane fine a se stessa, figlia della sperimentazione. Allora, visto che abbiamo chi si occupa di sperimentazione, chi si occupa di normativa, potete magari provare a raccontarci quali possono essere le criticità di questo passaggio dall'innovazione alla norma. Una domanda molto complessa. È una domanda molto complessa. Abbiamo chiamato i migliori proprio per questo, se no l'avremmo fatta fra di noi, no? Dunque, io le posso dire per quanto riguarda la mia esperienza. Come dicevo, i progetti a cui ho avuto modo di partecipare, portando appunto del lavoro dimostrativo, hanno previsto una collaborazione con i decisori politici. Quindi sono state decise insieme le criticità, le lacune da colmare, dove fare i test ed era chiaro che l'obiettivo poi finale era quello di far sì che queste misure e strategie messe a punto dovevano trovare una collocazione in un piano, in qualche cosa di più ampio. E questo l'abbiamo ottenuto, ad esempio, nel progetto, firmando poi dei memorandum of understanding in cui i comuni partecipanti al progetto si sono impegnati a inserire queste strategie, queste misure all'interno dei piani. Quali sono le criticità? Però chiaro, questo però è un progetto dimostrativo che si spera possa essere poi, come esempio di buona pratica, trasferito. Quindi l'idea è di creare un esempio di qualche cosa che funziona, buona pratica, e dopodiché far sì, diciamo così, che diventi un esempio da trasferire ad altre realtà. Che poi questo trasferimento abbia successo oppure no, è un discorso tutto da verificare, ovviamente, cioè, come posso dire, firmare anche un memorandum of understanding può avere poi, uno si può sentire impegnato oppure no a farlo. Ritorno a monte, aumento della consapevolezza della problematica e consapevolezza che lavorando sulla preparazione poi alla fine le ricadute a cascata sono decisamente migliori piuttosto che correre sempre ai riparo dopo che l'emergenza è avvenuta. Quindi ecco, questo sicuramente, però ripeto, non facile, assolutamente non facile. Immagino che, ecco, visto che sono stato chiamato in causa, la dottoressa Bonazza, diciamo che purtroppo non ho avuto il piacere di poter ascoltare tutto l'intervento, ma solamente l'ultima parte. Sicuramente ho però sentito una parola chiave anche nella risposta di adesso, collaborazione, cioè è verissimo che quando
cioè noi viviamo, dal mio punto di vista giuridico, viviamo in un sistema in cui c'è una fortissima parcellizzazione di competenze prima legislative, ma soprattutto poi a cascata amministrative, che causano una marea di problemi quando si tratta magari di andare a definire attraverso gli strumenti del piano dei vincoli per poter attuare tutte queste politiche, perché ovviamente questo tipo di politiche legate alla valorizzazione magari del paesaggio, ma come anche la sostenibilità ambientale e territoriale, possono avere una loro cogenza e produrre degli effetti sul piano pratico, degli effetti giuridici, come ecco li chiamiamo nel mio ambito, tali solamente quando sono inseriti all'interno di una pianificazione territoriale. Però questo comporta tutta una serie di problemi legati a come incastrare i vari pezzi del puzzle, e quindi una collaborazione non è una parola vacua o comunque evanescente o priva di contenuto, nel senso che si tratta davvero di mettere sullo stesso piano i diversi interessi che i diversi enti pubblici che compartecipano al processo, oggi anche gli enti locali, devono necessariamente riportare, perché sono frutto delle esigenze e della popolazione di riferimento, e cercare di individuare un punto di accordo. E questo, come dire, oggi nelle politiche sul territorio è evidentissimo. È chiaro che i comuni rappresentano in parte l'anello debole, perché sono collocati nella scala gerarchicamente inferiore, però non bisogna dimenticare comunque che sono i soggetti che alla fine fanno il piano, pongono il vincolo, magari è un vincolo condizionato da vincoli superiori, sto pensando ad esempio su tutta la pianificazione paesaggistica evidentemente, però sono degli attori che pur essendo la base della scala gerarchica risultano comunque in gran parte indispensabili. Io mi ricordo che ad esempio in uno scritto, parliamo di un altro ambito di servizi pubblici, ma il mio maestro scriveva che sono un pochino come l'arco di Filottete, diciamo prima della guerra di Troia, sono presuntivamente non sembrano così fondamentali quando poi in realtà lo sono, perché diventano i soggetti attuatori. Di conseguenza non possono essere esclusi da un confronto, assolutamente. Quindi da questo punto di vista oggi perlomeno nel mio ambito stiamo assistendo su più livelli, su più ambiti, a livello di sostenibilità ambientale, territoriale, paesaggistica, ad un confronto. Lo abbiamo visto anche prima dalle norme, c'è stata un'evoluzione tale per cui si è passato da una regione che era chiamata dal legislatore statale a pianificare il commercio ad un comune. Cioè, comunque si cerca anche a livello legislativo di valorizzare il ruolo di questi soggetti, al di là dell'ambito urbanistico, che è quello, no, in cui negli ultimi 60 anni i comuni hanno avuto un forte ruolo, e di conseguenza non possono comunque essere esclusi dalla questione, diciamo, partecipativa, collaborativa, perché le esigenze del territorio emergono da lì. Grazie mille Gabriele, grazie mille alla dottoressa Bonazza. Io provo a dire due parole di sintesi, se non ci sono, e nel frattempo se ci sono delle altre domande siamo ben disposti ad accoglierle e a provare a risponderle. Credo che la giornata di oggi, la mattinata in particolare, abbia posto delle questioni rilevanti che sono già state anticipate nella presentazione di apertura. Parole chiave come integrazione, multiscalarità, multiattorialità e partecipazione sono delle questioni che sono trasversali alla questione del paesaggio, in particolar modo in relazione a quelle che sono le attività portate avanti, come ha ben definito l'avvocato Torelli, nei centri storici, intesi come delle aree vaste, non così vaste come delle province, ma delle aree vaste e soprattutto complesse. In questa complessità la difficoltà di tenere insieme sviluppo, salvaguardia, tutela, riqualificazione implicano ovviamente la necessità di un dialogo fortemente interconnesso fra i legislatori, i decisori e le comunità che poi subiscono e indirizzano anche le trasformazioni. In questo ambito, soprattutto come stiamo cercando di costruire all'interno di questo corso la capacità di mettere a sistema competenze diverse che
aggiungono da un lato, come giustamente ha sottolineato la dottoressa Bonazza, conoscenza iniziale per poter capire in che contesto ci muoviamo e come poter strutturare delle proposte. I corsisti saranno chiamati a ragionare su delle aree specifiche con tematismi specifici e con delle proposte progettuali di riqualificazione, di revisione dell'esistente e di quelle condizioni che attualmente in alcuni casi, per alcuni aspetti, non soddisfano appieno le potenzialità espresse dagli stessi. Quindi l'idea di ragionare e tenere come ambito di sfondo, perché ovviamente non tutti i contesti del nostro territorio regionale sono a tutela paesaggistica o tutela UNESCO, ma l'indirizzo dato dai piani di gestione UNESCO, che ha 6 punti da tenere in considerazione, tra cui quelli più tangibili e quelli più intangibili, quelli più ambientali, quelli più culturali, quelli più sociali e quelli economici, sono tutti elementi che credo possono essere una chiave oggi per poter ragionare su un progetto, a prescindere dalle norme, a prescindere dalla pianificazione, che possa guardare in senso più diretto a quelle che sono le necessità delle comunità che oggi più che mai hanno bisogno del paesaggio, ma il paesaggio inteso nella formula che si è detta poc'anzi, di un qualcosa di dominio di condizione pubblica, di dominio e patrimonio della comunità stessa che lo vive, lo produce e ne beneficia nel momento in cui è in un determinato equilibrio con le sue condizioni socio-economiche. Allora, per chiudere, credo che gli interventi di oggi ci abbiano un po' dipinto questi passaggi, partendo da un più in generale, scendendo fino al locale, partendo dalle normative e dalle indicazioni legislative di ampio spettro fino a quelle più locali su come gestire la spazialità dei pianeti attici, fino a capire che tutte queste cose, se non sono coordinate con una buona tutela e un indirizzo anche di mantenimento rispetto a quelle che sono le dinamiche ambientali, poi perdono la loro efficacia perché il patrimonio stesso perde della sua rilevanza. Quindi ringrazio nuovamente i relatori che hanno partecipato, come ho già detto, tutto quello che viene costruito oggi è un inizio di un percorso che magari potrà richiedere delle specifiche richieste nelle prossime settimane, e qui lascio ai corsisti e comunque la necessità o la libertà di inviarci specifiche richieste che noi possiamo anche fare ai relatori di oggi, e rimando a futuri incontri in condizioni fisico-sanitarie e logistiche migliori per un secondo capitolo di quello che oggi abbiamo iniziato a introdurre. Quindi ringrazio, ripeto nuovamente, la dottoressa Bonazza e l'avvocato Torelli per i contributi di oggi, oltre all'architetto Basili che non è potuto rimanere con noi, e poi se la professoressa Reo non ha niente da aggiungere, io lascerei chiuderei la mattinata ritrovandoci alle ore 14 del pomeriggio con l'inizio dei lavori di gruppo. Grazie. Grazie mille, davvero. Grazie a tutti. Allora, chiudiamo qui e ci vediamo alle ore 14 utilizzando l'altro link che vi è stato inviato, che vi manda direttamente alla plenaria pre-suddivisione in gruppo. A più tardi.